Rieccoci in diretta. Allora inizia la seconda parte della nostra edizione straordinaria. A Rovigo vola verso la vittoria Valeria Cittadini, il centrodestra compatto 57-27, 34 sezioni su 56, amplissimo vantaggio sull'ex sindaco Edoardo Gaffeo che rappresentava il centro-sinistra. Vediamo altre situazioni, altri aggiornamenti. Nel frattempo vedo anche collegata, vediamo se c'è qualcos'altro. No, vedo collegata da Montecchio Maggiore Luisa Bertini. Non sei licentato a 6:20. No, aspetta Luisa, non sei ancora collegata, non ti sto ancora parlando. Va bene, non importa, è partita, c'è il nuovo sindaco a Montecchio, vai Allora, vai il Luisa. primo commento a caldo è, come l'ho detto prima, a montecchiani vi voglio bene, perché una cosa così non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo un risultato positivo ma così eclatante no, quindi vuol dire che i nostri cittadini hanno capito, siamo partiti dalla base, coinvolgendo ogni giorno alcune persone sempre di più e arrivando a questo risultato, che credo anche voi tutti non lo avevate messo in preventivo, noi lo stesso però siamo riusciti e questo è merito di tutti, dei ragazzi, delle persone over come dico io, che hanno in qualche maniera portato la loro esperienza e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Da domani c'è da lavorare, festeggeremo oggi e domani perché è giusto che sia, perché i ragazzi devono dare soddisfazione e dopo lavoreremo in maniera intensa da dare un volto diverso a questo paese. Grazie ancora. Ricordiamo la percentuale, siamo sul 59,7 per il 60 e 38-39 mi sembra, perché non ho i dati perché sono dentro e fuori, non ho visto, quindi è una bella distanza fra un concorrente e l'altro e quindi credo che questa cosa qua sia stata premiata. È una vittoria del civismo? Una vittoria? Dei civici? Ma sì, dei civici, della gente, dei noi, del progetto che abbiamo fatto, quindi è una vittoria delle persone e non una vittoria dei partiti. I partiti certo ci vogliono, ma a livello locale, a livello di paese ci vogliono le persone che si impegnano quotidianamente per il bene pubblico. Grazie sindaco e complimenti. Grazie ancora. Io mi avvicinerei un attimo al sindaco uscente Gianfranco Trapula, perché per questo ballottaggio è stata determinante anche l'apparentamento con Parise. Sì, è stato determinante l'apparentamento, noi abbiamo ottenuto un risultato straordinario con la lista civica Trapula sindaco, una lista civica soltanto, 22% di risultato, è stato veramente importante, però è stato ancora più importante apparentarsi per fare in modo che questo risultato abbia dei frutti e questi sono i frutti, quindi sono veramente molto contento perché il progetto che avevamo noi era sovrapponibile con quello di Parise, del gruppo di Parise, ci siamo trovati subito immediatamente d'accordo su quello che c'era da fare e abbiamo proseguito insieme, quindi io sono veramente contento oggi, per Montecchio soprattutto, perché Montecchio trova un sindaco uscente e un sindaco entrante che entrambi vogliono fare il bene della città. Ecco, diciamo che qui a Montecchio, soprattutto nell'ultima settimana per la manifestazione che c'era stata della Lega, si temeva che fosse un po' la scia per la vittoria di Milena Cecchetto, quindi c'erano state anche delle polemiche su questo. Beh, certamente era un po' strano festeggiare la festa dell'autonomia qui a Montecchio, no? Sapendo che c'era un ballottaggio in atto, e l'ho trovato anche scorretto perché l'autonomia è stata votata dal 98% dei veneti, quindi è assolutamente trasversale questa volontà e appropriarsi di questo risultato non va bene e soprattutto sfruttarlo in campagna elettorale è ancora peggio. Quindi lei da domani sarà vice sindaco? Ma io adesso dovrò mettermi d'accordo con Silvio e vediamo di fare il meglio. Io spero di avere un ruolo importante comunque nell'amministrazione, lo spero e anche credo che sarà così. Grazie, da Montecchio è tutto, linea allo Grazie studio. Luisa Bertini, quindi Silvio Parise l'abbiamo visto prima, sindaco a Montecchio, ha battuto Milena Cecchetto, in quella Montecchio dove c'è stata la manifestazione per l'autonomia soltanto qualche giorno fa. Allora approfitto per salutare i nuovi ospiti, adesso vado subito da Anna De Roberto. In studio con me, a proposito della festa dell'autonomia, dopo ne parliamo, Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega. Buon pomeriggio. Buonasera a tutti, grazie. Per lei è già sera?
Dopo mezzogiorno mi hanno insegnato così. Perfetto, benissimo, precisissimo. Claudio Borgia, presidente provinciale di Fratelli d'Italia a Treviso. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per l'invito. Si distingue, lui dice buon pomeriggio. È già un primo contrasto. Un primo segnale chiaro. Resta collegata Emanuele Crosato a Forza Italia, fra poco ci raggiunge via Skype anche Stefano Palloni del Partito Democratico. Vedo velocemente Anna De Roberto da Portogallo, poi commentiamo le prime cose. Anna De Roberto. Sì, Nicola, eccoci. Allora in realtà l'inquadratura è tutta su una compagine di Fratelli d'Italia, hanno guadagnato Piazzale della Repubblica, sono qui con il coordinatore Michele Lipani perché di fatto Portogruaro la partita sembra essere chiusa, abbiamo un 58% di voti raccolti dal candidato del centrodestra Luigi Toffolo. Michele Lipani è colui che fece un passo indietro, rinunciò insomma alla propria candidatura nel nome di questo centrodestra unito. Antonio Bertoncello si è fermato molto più sotto, sentite che stanno cantando l'Inno d'Italia, Luigi Toffolo ancora non è arrivato, ma voi state festeggiando. Beh, per noi è un risultato storico in un centrodestra unito che non c'era mai stato a Portogruaro nel passato, pur avendo avuto altre due amministrazioni di centrodestra. Questa è la prima volta in cui il centrodestra è unito. Lei ha fatto accenno al mio passo di lato più che indietro, perché una coalizione seria e gente seria che partecipa a una competizione elettorale guarda il bene della città e il bene comune. Ho ritenuto opportuno fare questo passo di lato proprio in virtù di una unione immediata del centrodestra che potesse sfondare le elezioni. Il risultato, ripeto, è storico e personalmente lo dedico ai nostri che non ci sono più, della nostra destra, lo dedico alla nostra Giorgia Meloni nazionale e lo dedico alla città di Portogruaro perché merita una unione del centrodestra e gente competente e seria che vuole andare a governare questa città. C'è tanto da fare, anche se il centrodestra ha già iniziato nel 2015 a governare questa città. Una vittoria anche di Fratelli d'Italia. Beh, è chiaro che è anche di Fratelli d'Italia, siamo il partito più votato della coalizione. Che peso ha avuto Fratelli d'Italia? Abbiamo fatto quasi il 15%. E a livello provincia di Venezia siamo il comune in cui abbiamo raggiunto il maggior numero di voti e percentualmente siamo partito di maggioranza relativa della coalizione, il secondo a Portogruaro per 15 voti rispetto al PD, ma questo non ha importanza. Siamo la parte fondante di questo centrodestra perché sulla nostra scelta si è fondato il centrodestra unito. Personalmente poi sono particolarmente soddisfatto per il risultato personale ottenuto di 244 voti, il candidato che ha preso più voti a Portogruaro, quindi doppia soddisfazione, però tutto questo non vale niente se non si ribalta poi sulla città, sull'amministrazione della città e la nostra intenzione, il nostro percorso politico è quello di lavorare per la città assieme a tutti gli altri che sicuramente faranno la loro parte. Un grazie particolare, consentitemelo fare, al candidato sindaco, adesso sindaco Luigi Toffolo, attorno al quale si è potuto costruire questo percorso politico che inizia oggi. Allora aspettiamo mancano Toffolo. Due sezioni, Nicola, sì, dimmi. Aspettiamo Toffolo per le ultime considerazioni. No, noi stiamo aspettando Toffolo, perfetto. Ma se notate, esatto, ci sono le bandiere di Forza Italia e Fratelli d'Italia, manca la Lega, quindi noi lo aspettiamo. Adesso penso che la Lega sarà in sede, io non ho fatto il passaggio da prenderla. loro, sono venuto direttamente in piazza perché l'emozione è talmente tanta che la piazza è il luogo dove si deve festeggiare. Allora noi adesso andiamo da Toffolo, Scusatemi Nicola. anche un Perfetto, po' grazie l'emozione Anna, di questo grazie momento. Anna. Bassano del Grappa 33 su 41, Finco al 51 e 59, Campagnolo al 48. Allora, quando qualcuno tra Cavallin, Smiderle, da Bassano, fatemi sapere se c'è qualcuno che può raccontarci questo photo finish a Bassano del Grappa. Allora, prime considerazioni da vice segretario regionale della Lega. Allora direi partiamo da Vittorio, che abbiamo visto come primo risultato, però diciamo anche Rovigo e su quelle Vittorio cose. non è che posso dire molto perché la Lega non era neanche più in partita, quindi io inizierei da Rovigo, città capoluogo. Non era in partita però per motivazioni che poi no, perché abbiamo perso il primo turno. Sì, ma mi piacerebbe poter essere qui a commentare un risultato della Lega. Allora facciamo così, partiamo da Bassano, visto che siamo qua, che siamo ancora sul photo finish. Guardi, per noi Bassano vuol dire molto, nel senso che è una città
molto identitaria, diremmo così, per la Lega. È la seconda città della provincia di Vicenza e anche dal punto di vista geopolitico, diciamo così, all'interno del Veneto è importante, è una delle prime 10 città del Veneto, ma soprattutto è l'unica città che può essere contraltare di Vicenza che abbiamo perso per pochissimi voti e di cui ci rammarichiamo ancora molto, credo, come coalizione. Quindi una vittoria di Nicola Finco a questo secondo turno per noi è dirimente molto per valutare l'esito di queste amministrative. Sono contento che Nicola sia riuscito a riunire intorno a sé il centrodestra, cosa che non siamo riusciti a fare a Vittorio Veneto, e facendo l'apparentamento con Fratelli d'Italia e anche con un'altra civica che aveva avuto un buon consenso in città. Comunque io lo conosco, Nicola è una persona che sa veramente fare politica e gli auguro il meglio e adesso staremo qui a vedere cosa succede, anche se i dati sono ancora parziali. Poi direi che l'altra partita molto importante per noi era quella di Rovigo. Rovigo è l'unico capoluogo che andava al voto, oltre 50.000 abitanti. Diciamo che confermare, ecco, a seguito di alterne vicende e sfortune del centrodestra a Rovigo una amministrazione di centrodestra non era assolutamente scontato. Complimenti a Valeria Cittadini. Io poi ho seguito la campagna elettorale di Rovigo da vicino per la segreteria regionale. Devo dire che ho respirato subito un grande clima di entusiasmo. Siamo dovuti andare al ballottaggio per lo 0,8%, se ricordo bene, perché Valeria Cittadini stava per diventare sindaco al primo turno. La Lega si è comportata bene come espressione di lista, è andata oltre il 10% e quindi noi siamo molto contenti. Ecco, di questo sì che è un dato acquisito. Per noi Rovigo era una delle partite assolutamente più importanti. Prima di andare da Borgia, Montecchio però, attenzione, Montecchio invece è un risultato che ci in parte sorprende e in grande parte ci amareggia, perché la disponibilità di Milena Cecchetto da consigliere regionale a ritornare a fare il sindaco della sua città, secondo noi meritava ben altra attenzione da parte dei cittadini, che però hanno scelto liberamente e hanno sempre ragione, sia quando si vince sia quando si perde. Certo che vedremo quanto dureranno formule contro natura come quelle che abbiamo visto attraverso un apparentamento che ha sbalordito tutti dell'ex sindaco leghista Trapula con la sinistra. Auguri a chi ha vinto assolutamente, ma tanti auguri anche agli abitanti di Montecchio. Nonostante l'endorsement, della manifestazione della Lega? Purtroppo sì, nel senso che ci sembrava un luogo, ma era un luogo anche strategicamente importante e molto del Veneto centrale, dove era più facile affluire i militanti da questo punto di vista. E c'era anche l'arrivo della Pedemontana, oltre al passaggio della 4, Montecchio è diventata da questo punto di vista. Certo, non era secondario per noi, non sto dicendo che la viviamo semplicemente di aver perso un comune non grande, però che governavamo da tanto tempo, dove c'è una grande tradizione leghista e autonomista come Montecchio. Anche per quello lì abbiamo fatto la manifestazione, perché secondo noi Milena Cecchetto, per la generosità che aveva dimostrato in campagna elettorale per mettere a disposizione il suo ruolo di consigliere regionale per i suoi cittadini, lo meritava. I cittadini hanno fatto altre scelte e, come ho detto prima, hanno sempre ragione. Prima non l'ho dimenticata, Borgia, ho visto però, intervisto in preview il nostro Filippo Fois che è a Scorzè con Giovanni Battista Mestriner. Vai Filippo. Sì, eccoci. Giovanni Battista Mestriner torna sindaco di Scorzè dopo una breve pausa. C'è un po' di entusiasmo. E allora Mestriner, come va? Sì, è stata una campagna elettorale particolarmente difficile e problematica, però adesso lasciamo perdere tutto, andiamo avanti, operativi da domani, perché abbiamo tante cose per Scorzè da affrontare e da andare avanti. Comunque insomma una bella soddisfazione. Le principali quali sono? Cose da affrontare? La riorganizzazione degli uffici, dobbiamo riprendere in mano tutta una serie di questioni interne.
e poi dobbiamo velocemente rispondere ad alcune delle questioni che abbiamo posto in campagna elettorale sui medici di base, sull'orario degli uffici comunali, cercare insomma di modernizzare l'amministrazione passo dopo passo. Però insomma le cose da fare sono tante, l'entusiasmo c'è, è una bellissima squadra di ragazzi giovani e quindi insomma andiamo avanti. Ecco, è stata una campagna elettorale molto particolare perché Giovanni Battista Mestriner era al ballottaggio con Nais Marcon, che era la sua vice sindaca quando lui era sindaco e che è stata sindaco nell'ultimo mandato, e oggi insomma da sindaco e vice sindaco eravate l'un contro l'altro armati, come si dice. Sergio Vallotto è segretario della Lega in provincia di Venezia, e come la commenta questa campagna elettorale e questa sfida, tra l'altro, così interna al centrodestra? Beh, la sfida è stata sicuramente una bella sfida. Come la commento? La Lega ha fatto una scelta importante in un momento difficile. Ha scelto di stare con il centrodestra e ha scelto di sostenere Mestriner, ritenendo che Mestriner fosse la persona giusta, il sindaco giusto per far ripartire Scorzè. Lo abbiamo fatto perdendo un pezzettino di Lega e quindi la battaglia, i giornali, i social hanno fatto tanto male in questa campagna elettorale, però i cittadini hanno scelto giusto, hanno visto bene, gli elettori hanno capito che Mestriner era l'uomo giusto. Qualcuno oggi si ritrova senza Lega e senza sindaco. Bene, e su questo tra l'altro anche c'è Forza Italia, vice coordinatore provinciale. Forza Italia invece è sempre stata, diciamo, unita, compatta per Mestriner. Sicuramente, perché uomo di esperienza con una grande onestà intellettuale, la vittoria è semplicemente un segno della qualità con cui svolge quotidianamente il suo lavoro. Quindi complimenti a Mestriner e adesso Scorzè, sorgi e splendi, ti aspettiamo. Allora salutiamo nuovamente Mestriner. Allora stasera come la trascorrerà? Stasera c'è la messa di San Giovanni Battista. Che insomma no, per carità, niente da dire, e poi ci troviamo qui in piazza a guardare la partita dell'Italia e poi a festeggiare alla grande. Ok, spero di festeggiare anche, vabbè, tutto. Allora non diciamo niente per scarmanzia. Intanto complimenti a Giovanni Battista Mestriner, che affronta adesso il suo terzo mandato da sindaco di Scorzè. Benissimo, allora grazie a Filippo Fois, complimenti a Mestriner. Allora adesso Filippo, corri adesso a Spinea, ormai la tua è una missione a tappe, dopo averci fatto vedere il sindaco Sorino Annuale, il sindaco Mestriner a Scorzè, e adesso vediamo a Spinea per il voto definitivo. Fra poco ci colleghiamo con Lina Paronetto a Vittorio Veneto. Nel frattempo ci dice Barbisan che siamo addirittura d'arrivo su Spinea. Comunque la situazione è questa, quindi diciamo ci sono poco da dire, insomma, da confermare, quindi Spinea vai verso il vincitore Franco Bevilacqua, in questo senso intendevo Filippo Fois. Ci informa intanto che in provincia di Venezia Luca Spavanetto, che è il suo omonimo, diciamo, il suo omologo, coordinatore provinciale, diciamo, nel veneziano Scorzè, c'è il nostro nuovo sindaco di Fratelli d'Italia, il nostro nuovo sindaco di Fratelli d'Italia, cioè Giovanni Battista Mestriner. Insomma, galvanizzato Luca Spavanetto. Siamo a 40 su 41 per Bassano, e quindi diciamo che possiamo anche quindi dire... Bassano del Grappa vince Nicola Finco, a meno di cose clamorose. Credo sia impossibile, Questa è la notizia più bella della Questa giornata. è davvero la notizia del giorno, anche perché non tutti scommettevano su Nicola Finco, devo dire la verità. Beh, noi sì, a parte invece. voi, certo, a parte voi certamente. Noi scommettavamo su Nicola Finco, infatti si è dimostrato già al primo turno capace di andare al ballottaggio e andarci con un buon piazzamento. Conosciamo le qualità di Nicola Finco, chi si è sbagliato avrà modo di fare mea culpa, non serve pubblicamente, ma insomma in se stesso, e poi evviva il nuovo sindaco di Bassano,
Bassano, una persona che io conosco, una persona straordinaria che io conosco perché siamo stati 5 anni in consiglio regionale insieme, lui era il mio capogruppo, io ero il vice capogruppo, abbiamo avuto modo di diventare, mi permetto di utilizzare questo termine che in politica è sempre molto, di diventare amici, però termine che va usato con cautela. Sì. Però ecco, tu Claudio vale lo stesso anche per me, perché insomma Nicola lo conosco insomma dai tempi del suo primo insediamento da consigliere, da giovanissimo consigliere regionale, perché come sapete lavoro in consiglio regionale, quindi lo conosco da tantissimi anni, l'ho avuto modo di sentirlo anche ultimamente facendogli un grande in bocca al lupo, e ovviamente siamo tutti soddisfatti dell'ottimo risultato e soprattutto che Nicola possa essere il nuovo sindaco di Bassano, per cui in bocca al lupo a lui e a tutta la sua squadra. Insomma, di questo siamo tutti ovviamente contenti. Fratelli d'Italia in questa partita è poi stata determinante con l'apparentamento, perché abbiamo sostenuto al secondo turno Nicola, lo abbiamo sostenuto convintamente, come possono vedere i dati, e insomma siamo veramente felici perché è un obiettivo insomma, che avevamo tutti quanti come coalizione e ci siamo riusciti. Ovviamente poi la soddisfazione è doppia, perché a Rovigo un candidato sindaco, e poi ce ne sono tantissimi altri, ma le due città insomma, più popolose diciamo, del Veneto, mi pare, in campagna elettorale in questo secondo turno sono diciamo, tornate a Rovigo al centrodestra dopo tantissimi anni, e invece ovviamente è stato riconfermato un sindaco di centrodestra a Bassano, a Rovigo un sindaco espressione di Fratelli d'Italia. Adesso ci arrivo con Rovigo, perché su questo, sul nome di Valeria Cittadini, insomma c'è stata anche una precisazione di Fratelli d'Italia anche in giorni in cui, in settimane in cui un po' Lega e Fratelli d'Italia dibattevano su altro. Torniamo però a Vittorio Veneto, dove invece la situazione per il centrodestra è andata male. Non posso non cogliere l'occasione poi di riuscire a instaurare un dialogo, se riesco, a distanza tra Riccardo Barbisan e Tony Darè. Io faccio il giudice di linea. Esatto, Tony Darè con Lina Paronetto. Eccoci qua Nicola, sì, eccoci in diretta. Allora, Gianantonio Darè, sorridente comunque. Sì, sorridente comunque, abbiamo fatto la nostra partita, sapevamo che era difficile perché recuperare 1200 voti non è facile, soprattutto nel secondo turno quando c'è un calo rispetto al primo turno, e chiaramente l'elettore del centrodestra è meno attento a quello del centrosinistra. Guardando i dati però abbiamo visto anche che Mirella Bagliana è cresciuta su tutti i seggi, vuol dire che tanti del centrodestra hanno dato il voto a Mirella Bagliana, e questo è l'esito dei cittadini vittoriesi. Faremo una sana opposizione assieme a Giovanni Braido, a Mirella Bagliana. Assieme a Giovanni Braido e basta, ci viene da sottolineare, perché la Lega è rimasta fuori dal Consiglio. Ma è rappresentata da Giovanni Braido, quindi... Non è tesserato, mi pare. Se è tesserato non lo so, perché io sono fuori, quindi... però insomma c'è sempre qualcun altro che è sempre della Lega, anche se non ha la tessera, che rappresenterà il comune di Vittorio Veneto. Senta, lei al di là di Posocco, lei la sua partita, l'ha vinta l'altra volta? Ma io ho fatto la mia partita e credo di aver fatto una bella partita, perché se due partiti nazionali che alle europee portano a casa il 51% e poi nel comune portano a casa un 22%, con altre 3 liste civiche qualche domandina se la dovrebbero fare, ma non è un problema mio, perché ripeto, io ho fatto la mia partita, al primo turno è andata bene, chiaramente era difficile e chiaramente c'è stata la contrapposizione verso la mia lista, verso la mia persona, e paghiamo pegno, ma per questo non vuol dire che non faremo più politica. L'ho chiesto alla Bagliana prima, a Zorzi, lo chiedo anche a lei. Ha vinto la Bagliana o ha perso il centrodestra? Ma sicuramente ha perso il centrodestra, naturalmente senza nulla togliere a Mirella Bagliana e tutta la squadra che ha lavorato per lei, hanno lavorato sicuramente bene, e quindi onore il merito. La scelta dei cittadini vittoriesi è chiara, adesso il compito di amministrare, e qualcuno ha il compito di fare opposizione. La faremo come l'abbiamo sempre fatta, in maniera chiara, forte, decisa e puntuale. Ecco Nicola, sentivo che volevi instaurare un dialogo con Barbisan. Sì, allora se puoi dare l'auricolare a
Gianantonio Darè, e così volevo che magari se... Sì, allora no, ripeto io le domande a Tony Darè, dimmi. Allora, perché non so, parlare direttamente con Riccardo. Dai, proviamo un solo messaggio con uno, che Tony, fa niente, no, via, dimmi. Un messaggio di Barbizan a Darè un po' sul voto e su cosa potrebbe essere il futuro. Il messaggio a Vittorio Veneto. Aspetta che... Lo vediamo anche in altre situazioni per il Veneto dove le divisioni hanno perso. Io spero che non prevalgano più questi istinti. Io spero che non prevalgano più questi istinti. Ciao Tony, dicevo che il messaggio dell'elettorato è sempre lo stesso a Vittorio Veneto come altrove. Il centrodestra unito vince, diviso perde. Dopo avremo tempi e modi per capire chi ha diviso e chi ha cercato di unire. Però penso che da una sana opposizione fatta insieme o dentro il palazzo o nella piazza da parte della Lega che non è rappresentata in Consiglio Comunale possa nascere quella voglia di riprendere il Vittorio Veneto che ci farà vincere tra 5 anni. Ma guarda Riccardo, io non ho nessun problema, io all'opposizione l'ho fatta quando ho perso da sindaco, quando ho fatto il traforo, un'opera pubblica che chiaramente mi ha messo sotto, poi abbiamo fatto una sana opposizione, dopo 5 anni commiato abbiamo rivinto il comune di Vittorio Veneto, adesso l'elettore è stato molto chiaro, ha deciso di votare per Mirella Bagliana e faremo una sana opposizione, poi sui se, i ma e le tempistiche si possono discutere, certamente non davanti alla televisione ma guardando bene i dati effettivi come sono andate le cose, ma soprattutto i pregressi. Poi insomma credo che potrei dire quello che voglio visto che sono espulso, ma siccome rimango e comunque sempre della Lega senza tessera, ma lo ribadisco, sono sempre della Lega, anche se magari a qualcuno dà fastidio, non devo fare carriera politica nella Lega, l'ho già fatta, le soddisfazioni me le sono prese tutte, nell'albo d'oro del comune ci sono come sindaco, quindi le soddisfazioni le ho avute. Sinceramente tra il primo e il secondo turno qualcuno, se era forse più riflessivo e andava a votare magari per Posoco, forse anche la Lega sarebbe stata ufficiale, sarebbe andata a governare questa città. In realtà saremmo andati a governare questa città se ci fosse stata la possibilità di fare un apparentamento formale. Proposta che non mi pare ci sia mai giunta, almeno a me nessuno mi ha chiamato per vedere di fare un apparentamento formale a Vittorio Veneto in modo che la Lega potesse chiaramente entrare in maggioranza. Comunque di tutte queste cose parleremo eventualmente nelle sedi opportune. Sarebbe stato bello poter riunire il centrodestra e fare quello che non eravamo riusciti a fare al primo turno, ma di apparentamenti formali come sono stati fatti a Bassano e ci permettono oggi di vincere, a Vittorio Veneto non ne sono mai stati proposti né fatti. Ti dico soltanto una cosa, allora l'apparentamento lo fa solo ed esclusivamente il candidato sindaco, ma mi pare che fare apparentamenti con un vostro candidato che la prima intervista ha iniziato ad insultarmi, credo fosse difficile fare qualcosa assieme. Ci troveremo in consiglio comunale. Si fanno con le liste. No, ma si fanno anche per volontà del sindaco. Non proprio. Per legge. No, non proprio. Sì. Vabbè. No. Sì. Vabbè. Sì. Per volontà del sindaco di Posoco. Caro... Allora Tony, io potrei dire ascolta, se lo avete insultato in sezione, e qua mi fermo perché la polemica ne abbiamo fatta finché basta, adesso facciamo tutti e due in opposizione, avrà modo dopo 4-5 mesi, vedrà che com'è bello fare opposizione al PD e magari anche a qualche frangia più estremista del PD, e quindi capirà che io l'ho fatta, la farò ancora, e guardi, io ti ripeto, questo è il ruolo che mi ha assegnato il cittadino vittoriese e io lo porterò avanti fino alla fine. L'ho fatta anch'io opposizione al sindaco Manildo, so com'è fare opposizione. Comunque diciamo che questa lezione possa insegnare a tutti. Mi permetto di dire solo che
quando era il momento di scegliere il candidato sindaco, ho sentito dalle tue parole chiare e inequivocabili che il tuo candidato sindaco non poteva essere lo stesso candidato sindaco della Lega di Alberto Stefani, e quindi a mettere un macigno, una pietra definitiva sul fatto che saremmo dovuti andare divisi, ecco, diciamo che le responsabilità sono divise in modo equanime se vogliamo essere buoni. Il candidato sindaco di Toni Darè si chiamava Gianluca Posocco, che per 5 anni è stato il vice sindaco. Se poi la sezione, allora, siccome Alberto Stefani era il commissario elettorale qua, io non l'ho mai sentito, tanto per capire. Allora fatevi anche voi qualche domanda, io le mie me le faccio da solo e non devo rispondere a nessuno, però non venire qua a far polemiche, perché sai benissimo come sono andate le cose. Questo era il candidato deciso da Toni Miatto 5 anni fa, non l'avete voluto, abbiamo perso, avete e abbiamo perso. Perché tu te lo sei preso e non c'hai più permesso di appoggiarlo. Comunque bene, parleremo. Fatti gli affari tuoi a Treviso, che a Vittorio so io com'è andata. Ciao, stammi bene. No, non serve. Va bene. Se n'è andato. Va bene, dai. Se ne parleranno. Se n'è andato. Hanno 5 anni per parlarne. Hanno 5 anni per parlarne. Va bene, allora. Sì, esatto, eccolo qua. Va bene, allora. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Basta, va bene, allora dai, andiamo da Bassano del Grappa, poi casomai ci ricolleghiamo. Andiamo a Bassano del Grappa da Mirko Cavallini. Chiedo scusa se l'ho fatto attendere, ma c'era questo chiarimento, insomma, che andava fatto. Mirko Cavallin, allora Nicola Finco, sindaco. Allora, Nicola Finco, sindaco, sta arrivando, questione di minuti, qui in centro a Bassano. Lui abita fuori città nel comune di Pianezza, quindi tra poco arriverà. È con me Davide Berton, che è consigliere della provincia di Vicenza, in quota Fratelli d'Italia. Insomma, se a Vittorio Veneto la spaccatura non ha portato risultati, qui invece il riapparentamento ha dato il risultato sperato. Sì, noi lo sapevamo dopo chiamiamole primarie del primo turno, che hanno visto un centrodestra che diviso non arrivava al risultato, e quindi onore al candidato Nicola Finco, che oggi verrà proclamato sindaco e che ha saputo andare al ballottaggio. Noi come Fratelli d'Italia non potevamo non rispondere alla chiamata e siamo stati in qualche modo sicuramente molto utili, se non determinanti, in questa vittoria, perché abbiamo permesso un'unità del centrodestra anche con le altre liste civiche. Abbiamo visto che il centrodestra unito vince. Bassano del Grappa ha risposto alla chiamata del centrodestra e ha deciso che vuole rimanere una città amministrata dal centrodestra, sicura, in ordine, pulita, vivibile per tutti. 42% di affluenza, 17.000 votanti, quindi meno di metà degli abitanti, un dato su cui riflette in una elezione che ha visto Finco prevalere per meno di 600 voti. Ma io mi soffermerei su un altro dato. Nonostante la bassa affluenza, che di solito al ballottaggio a volte è anche molto più bassa di così, poi siamo a giugno inoltrato, di solito c'è questa leggenda in cui gli elettori di centrosinistra si recano più convintamente alle urne. Questa volta non è stato così. La città ha chiaramente risposto alla chiamata di un centrodestra unito e ha scelto un progetto condiviso per continuare nella direzione in cui si è andati, come un cambio di passo, come diceva il leitmotiv della campagna elettorale di Nicola Finco. Noi come Fratelli d'Italia siamo soddisfatti perché portiamo in Consiglio Comunale 4 consiglieri comunali, tutti già esperti, perché tutti hanno fatto parte di amministrazioni precedenti o dell'attuale. Grazie a Davide Berton, mi sposto e lo ringrazio perché è appena arrivato Gianni Zen, coalizzato con Roberto Campagnolo nel secondo turno. Insomma, una sconfitta di misura per voi. È una sconfitta di misura, come si dice in questi casi, prendiamo atto e rispettiamo il voto dei cittadini. Per quanto ci riguarda come gruppo possiamo dire che abbiamo fatto una bella esperienza, nel senso che è stata anche poi riconosciuta da tutti come innovativa rispetto a quello che era il modo tradizionale di fare politica, e per cui ci impegniamo in questi 5 anni che i cittadini di Bassano ci hanno comunque messo all'opposizione, ci impegniamo a rinnovare quella che è la capacità anche dialettica di fare opposizione rispetto ad una maggioranza che sappiamo essere molto problematica perché raccogliticcia. Per chiudere chiedo anche a lei un dato sull'affluenza, 42%. L'affluenza lo sapevamo che era un problema, già al primo turno col 55%. Si tratta di come dare
fiducia, ridare fiducia ai cittadini, e credo che sia una responsabilità che tocca a tutti. Da Bassano del Grappa è tutto, tra poco quando avremo il sindaco Nicola Finco, Nicola, ci ricollegheremo, a più tardi. Allora, adesso vado a Portoguaro da Anna De Roberto, prima però volevo chiedere, sì, arrivo subito Anna, devo liberare Emanuele Crosato, mi fa un commento flash finale, perché nel frattempo, così l'avverto, do un'indicazione tecnica anche in regia, Fabio Chies sta subentrando a Crosato, ma è sullo stesso link Skype, per cui Crosato mi fa una sua disamina di un minuto su quello che sta vedendo nei vari risultati? Sì, mi dispiace per Posoco Vittorio, mentre sono felice per l'amico Mestriner. Abbiamo visto comunque che il centrodestra, quando è unito, vince. Quindi questa cosa è il dato da cui dobbiamo ripartire. Saluto anche gli altri esponenti presenti in studio, e da qui dobbiamo ripartire da domani a ritornare a lavorare in quei comuni che magari abbiamo perso, 2 comuni grandi che abbiamo perso in questa tornata elettorale in provincia di Treviso. Grazie Emanuele Crosato. Allora fra poco si collegherà Fabio Chies, il segretario provinciale, il coordinatore provinciale di Forza Italia a Treviso. Andiamo a Portoguaro, poi velocemente andiamo dagli altri. Portoguaro, vedo 2 cose in contemporanea. Allora, questa è Portoguaro, vedo anche Lina Paroneto. Allora, andiamo subito a Portoguaro e poi andiamo a Lina Paroneto a Vittorio. Sì, perché Nicola, eccoci, buongiorno, Piazza della Repubblica, ci sono tutti e 2, li abbiamo riuniti e vogliamo replicare la stretta di mano che abbiamo visto pochi minuti fa. Luigi Toffolo, nuovo sindaco di Portogruaro, lo sfidante Antonio Bertoncello, che dopo pochissimi minuti dall'esito del voto l'ha raggiunto qui in piazza per darle la mano. Insomma, è un bel gesto. Assolutamente, Antonio è un grande personaggio, una grande persona politica di grande taratura, di grande esperienza, e con il quale spero anche di lavorare assieme, anzi sono sicuro, per il bene della città, con le differenze che avremo sicuramente, altrimenti non saremo in posizioni diverse, ma nell'amministrazione spesso e volentieri si avvicinano, non ci sono contrapposizioni nette dal punto di vista politico, ci sono differenze, alcune divisioni, ma penso che riusciremo a trovare la quadra. Certamente abbiamo una squadra di governo importante e sicura soprattutto. Allora, è stata una campagna elettorale tosta, no? Su più fronti, come l'ha vissuta? Intensa, no, tosta no, direi di grandi contrapposizioni no, però intensa sì. Per me era anche la prima volta di questi livelli, quando ho fatti altri 2 più semplici, diciamo, dove avevo figure. Questa è stata veramente importante e diciamo mi ha insegnato molto e ha contribuito anche a rafforzarmi, perché no. Che opposizione sarà la sua? Allora, è una posizione costruttiva. Noi abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, abbiamo coinvolto molti giovani, il risultato elettorale è significativo, ho già fatto i complimenti al sindaco. Io credo che avendo votato solamente il 46%, noi, maggioranza e opposizione, ha un obbligo di lavorare per la comunità. Noi abbiamo lavorato per la comunità, abbiamo lavorato cercando di far crescere delle persone, avvicinarle alla politica, continueremo a fare questo. Quindi lavoreremo, credo, come ha detto appena adesso il sindaco, in armonia, nelle differenziazioni, ma sempre per il bene della comunità. Allora Anna, andiamo a Vittorio Veneto. Anna, devo andare a Vittorio Veneto. Anna, devo andare a Vittorio Veneto. Va bene Nicola, ci sentiamo tra poco. Allora, va bene. Vittorio Veneto, festeggiamenti, coriandoli, fiori per Mirella Bagliana. Vai. Eccoci Nicola. Sì, allora sta facendo l'intervista naturalmente con la collega, noi mettiamo il microfono sotto e riprendiamo. Hai visto coriandoli, hai visto fiori? Anche molto responsabile, cioè capisco che ho una grossa responsabilità, quindi chi mi conosce sa che festeggio poco perché da domani mattina saremo al lavoro, insomma, per mettere assieme anche tutte le persone, anche le forze di opposizione per il rilancio di Città di Vittorio Veneto. La questione della donna sì, è importante per me, però l'ho sempre vissuta fin da giovane, quindi la mia attività politica l'ho sempre fatta con una parte forse di empatia che è caratteristica delle donne, e quindi io spero di continuare su questa strada. Ecco, era un risultato ovviamente sperato questo, dopo il primo turno che la dava in netto vantaggio.
ballottaggio. Sì, no, il risultato era sperato, anche se non era così scontato. Naturalmente quando si va al ballottaggio è una nuova partita, quindi ripartivamo quasi da zero, a pari, e è stato fatto in questi 15 giorni, abbiamo continuato con il nostro lavoro che avevamo impostato e quindi questo ha portato a un buon risultato, insomma. Sì, scarsa però l'affluenza al voto e quindi ci sarà da lavorare anche in questi 5 anni per riavvicinare i cittadini alla... Sì, esatto, questo l'abbiamo sempre detto che è uno dei punti del nostro programma, quello della partecipazione e di far sì che sia i giovani ma i cittadini in ogni caso si riavvicinino e collaborano anche per quello che sarà il processo di evoluzione della città. Questo è il nostro obiettivo, riportare le persone a sentire il bene comune. A chi dedica questa vittoria? Innanzitutto la dedico a tutti i cittadini, ai lavoratori che si alzano alle 6 di mattina per andare in zona industriale a lavorare, agli operatori dell'ospedale, a tutti coloro che fanno enormi sacrifici nella loro quotidianità di vita, e quindi il pensiero va a tutte le forze anche produttive. La vittoria la dedico a tutte le persone che quotidianamente si impegnano nel loro percorso di vita. Lei è arrivata qui in piazza con una bicicletta, è simbolico anche questo gesto? Certo, nel senso che voglio dire Vittorio Veneto sarà la città della bicicletta, delle biciclette, perché il territorio, abbiamo un bellissimo territorio e dobbiamo cercare di rilanciare quella che sarà la mobilità dolce e riporteremo tante persone in bicicletta. Ecco, sì. Ecco, come dormirà sogni sereni allora stanotte? Sì, io penso, ho sempre dormito in questo periodo serenamente, anche perché se mi sono presa l'impegno sono cosciente di poter andare avanti e farlo. Tra l'altro ho attorno a me una grossa squadra e tantissime persone che ci sostengono, quindi saremo in tanti a governare la città. E da domani mattina quindi in municipio? Sì, adesso ancora non so di preciso le procedure, sì, domani mattina saliremo in municipio, aspetteremo il decreto e poi prenderemo subito l'avvio ai lavori. Ecco. Che sensazione è stata fare questo percorso fino a qua e ricevere questo mazzo di fiori? Allora, il percorso è stato bello come sempre, io mi muovo da sempre in città e il contatto con le persone è la prima cosa, il contatto con i cittadini è quello che forse ci ha portato fin qua. Il ricevere il mazzo di fiori è simbolico perché è un riconoscimento che hanno fatto alla mia persona, ma io con tanta riconoscenza riconosco anche il lavoro fatto da tutta la coalizione. Ecco. Pensa di andare a incontrare Posocco? Sì, adesso mi aveva chiamato, adesso a breve lo richiamerò. Sicuramente sì, la nostra idea è quella di collaborare anche con le minoranze, con l'opposizione, per quello che dovrà essere il progetto di rilancio della città, ecco, sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Allora Lina, tra poco magari, so che forse prima avevi intercettato Posocco. Sì, adesso noi ci spostiamo da Posocco, un attimo che sono immobile, non voglio rovinare le foto, no, ecco, passiamo. Allora Qua ci ricolleghiamo fra poco. Siamo pieni di coriandoli, ti dico solo questo, sì esatto, adesso becchiamo Posocco. Ci ricolleghiamo fra poco. Filippo Fois, non so se è pronto, Dano, Ale ancora, abbiamo visto da Scorzè, forse con Nais Marcon, la candidata sconfitta da Mestrinero, non so se... No, non è ancora pronto. Allora, saluto intanto e ringrazio per essersi collegato Fabio Chies, segretario provinciale coordinatore provinciale di Forza Italia nella Marca. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ripartiamo da Vittorio, poi andiamo sul resto, facciamo una panoramica. Cosa è successo a Vittorio? Abbiamo visto prima il chiarimento a distanza, non chiarimento a distanza tra Darè e Barbisani, insomma è stata una questione che è nata con la Lega, poi però il centrodestra si è spaccato, no? Una questione che è nata, come ha detto giustamente, dalla Lega. Il candidato di tutto il centrodestra era Gianluca Posocco, poi c'è stata la frattura all'interno della Lega, noi siamo rimasti sulla candidatura di Gianluca Posocco, che al primo turno si è rivelata all'interno del centrodestra la scelta più coerente. Dispiace il ballottaggio, ma abbiamo visto i numeri e si capiva bene che il problema è legato in gran parte. Il problema è legato in gran parte alla linea, adesso si è ricollegato, eccolo qua. Oltre che alla linea, all'affluenza al voto. Si è visto chiaramente che l'affluenza è stata molto bassa
e quando abbiamo visto i dati sull'affluenza si capiva che sarebbe stata una battaglia molto difficile da vincere. Sarebbe stato bello che il centrodestra si ricompattasse, vedere gli elettori anche degli altri partiti di centrodestra andare a votare per il candidato. Però mi permetta, Chies, quella scelta di appoggiare Posocco, ecco, perché voi dite che era la scelta più coerente, perché quello doveva essere il candidato, no? Inizialmente. Però non ha fatto male al centrodestra questa scelta di Forza Italia su Posocco? Ma non penso proprio, guardi, la rottura è stata interna alla Lega, per cui a quel punto c'erano già due fazioni in campo, noi abbiamo scelto la continuità, ripeto, su Posocco, anche perché non c'era tempo per ragionare su altre situazioni. Nel primo turno si è dimostrato che la scelta era una scelta coerente, premiata dagli elettori. Allora, restiamo su Vittorio fra pochissimo, collegamento flash con Filippo Fois, poi abbiamo Posocco in diretta e quindi commentiamo con Borgia e con Barbisà anche quello che ha detto Chiesi in questo momento. Filippo. Sì, eccoci, sono con Nais Marcon, che è il sindaco uscente di Scorzè. Non è andata benissimo perché ha vinto Maestriner, però lei ricordava che siete partiti da zero, sostanzialmente con due liste civiche che fino a poco tempo fa non esisteva. Sì, veramente. Beh, intanto io mi congratulo con Maestriner per la vittoria, è una vittoria meritata. Anche loro come noi hanno fatto un percorso lungo, difficile, faticoso direi anche, e sono approdati alla vittoria. Per quanto riguarda noi, fino a 3-4 mesi fa, quando siamo partiti, ero da sola, non avevo nessuno vicino a me, non avevo partiti, non avevo una maggioranza, non avevo un gruppo, e piano piano abbiamo costruito due liste civiche perché sono cresciute all'interno di un gruppo che si è formato attorno alla mia persona. Siamo partiti così e siamo arrivati qua. Quindi Sono state parecchie polemiche comunque con Maestriner. Sì, parecchie polemiche, ma sicuramente non volute da me e non caldeggiate da me. Polemiche che sono nate anche sulla mia persona, sulla mia età, sul mio lavoro, su quello che io avevo fatto, e hanno fatto anche parecchio male. Dopo piano piano la campagna ha preso una sua forma, però si è conclusa con altrettante polemiche, quindi ha avuto un inizio, una fase di stallo intermedia e poi una fase finale in cui invece tutti hanno sparato di tutto e di più. Ecco. Da domani, questa è l'ultima domanda che le faccio, che opposizione sarà la sua? Beh, guardi, adesso ci organizzeremo, sarà un'opposizione intelligente, valutando le cose caso per caso e non sparando a caso per niente sulle cose che invece hanno un senso. Grazie Nais Marcon. Io direi che da Scorzè è tutto. A te la linea, Nicola. Grazie Filippo, e con Francesca Pezzo, mentre c'è l'applauso comunque consolatorio per Nais Marcon, ci vediamo poi a Spinea con il vincitore di Spinea. Lina Paronetto credo che sia con Gianluca Posocco, così chiudiamo poi il cerchio su Vittorio Veneto. Lina. Eccoci qui Nicola, sì, in diretta con Gianluca Posocco, che ringraziamo come sempre per la disponibilità, anche un po' emozionato, no? Sì, mi dispiace per i miei ragazzi qui che tanto hanno dato, a me dispiace un sacco perché sono delle persone magnifiche. Ecco. Allora, torniamo a quello che è stato il risultato che lei ha seguito passo passo naturalmente in queste ore. La scarsa affluenza l'aveva già fatta pensare male. Sì, già ieri ho visto che l'affluenza era veramente bassa e era più alta nei seggi dove tendenzialmente votano a sinistra, e ho capito che avrebbe vinto Mirella. Chi è che non è andato a votare? Chi ha votato magari dall'altra parte? Perché qui è mancata una parte di centrodestra, un pezzo di centrodestra. Sì, le analisi le faremo con calma. Io ho visto che i nostri voti li abbiamo presi, ho visto seggi che avevano votato per Giovanni Braido che hanno la maggioranza di Mirella, quindi presumo che parte dell'elettorato della Lega abbia votato a sinistra. E questo come lo commenta? Era logico, lo immaginavo. Un conto è la politica, che è la politica, un conto sono le persone che rappresentano un partito, e qui a Vittorio, conoscendo le persone, non avevo dubbi che avrebbero votato di là per vari motivi, tra cui ripicche varie eccetera, ma ci sta.
Perché appunto noi abbiamo intervistato oggi pomeriggio Toffoli di Fratelli d'Italia, che ha detto: noi abbiamo dato un'indicazione precisa, abbiamo corso per Posocco in questi ultimi giorni, la stessa Lega quantomeno aveva detto Baliana no, ecco, più che Posocco sì. Sì, può essere, non lo so, ripeto, ho visto alcuni seggi in cui si è verificato il contrario, ma va bene. Cosa si è detto con Tony Darè? Niente, mi dispiace per Tony perché veramente ha fatto un gran lavoro, abbiamo detto di non perdere queste risorse che tanto hanno lavorato per noi, perché quando hai delle persone così cominci un attimo a coinvolgerle, senz'altro fra qualche anno saranno pronte per poter prendere in mano questa magnifica città. Glielo chiedessero adesso, rifarebbe questa avventura, tornerebbe a seguire Tony Darè in questa scissione leghista? Ancora di più e lo rifarei al 1000%. Ho fatto la scelta giusta e per me è stata un'esperienza indimenticabile, ho conosciuto persone veramente capaci che non voglio perdere, quindi sì, rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Grazie Gianluca Posocco. Nicola, restituiamo la linea qui da Vittorio Veneto, magari pronti se decideranno di incontrarsi i due sfidanti a richiedertela. Assolutamente, resta pure, anche perché abbiamo ancora un'ora e 25 circa di diretta, per cui ho bisogno di tutti voi inviati anche a risultati già ottenuti. Allora, ecco qua, Bassano del Grappa 51-49, Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, è il risultato che maggiormente soddisfa insieme a Rovigo sia Riccardo Barbisan, soprattutto Riccardo Barbisan, ma anche ovviamente Claudio Borgia. Allora, cosa dite però di quello che ha detto Posocco, anche sul fatto che qualche elettore della Lega che hanno votato al centro-sinistra? Ma guardi, a Vittorio Veneto dopo il primo turno era venuta fuori una grande voglia di cambiamento. Si era presentata un'amministrazione uscente, quella del sindaco precedente, che candidava il suo vice sindaco e nel quale il sindaco precedente era in lista, che prende il 32% circa. Se questa amministrazione piaceva non avrebbe preso il 32%, avrebbe preso molto di più. Ecco. Tutto il resto delle forze politiche in campo premevano per un cambiamento, in un senso o in un altro. Adesso io non è che posso dare lezioni su Vittorio Veneto, visto che il mio candidato è stato a casa al primo turno, però devo dire che bisognava prendere coscienza che c'era circa quasi un 70% di persone che ritenevano l'attuale amministrazione, che si era ricandidata con il vice sindaco in carica e con il sindaco dell'epoca Miatto candidato, non adeguata a guidare la città. È ovvio che in un ballottaggio era difficile che andasse diversamente, dopo dobbiamo metterci d'accordo che la Lega a Vittorio Veneto ha preso poco, però adesso si vuole dare la colpa alla Lega del fatto che ha vinto Mirella Balliana. Bisogna che ci mettiamo d'accordo, o abbiamo preso poco e siamo così irrilevanti, oppure abbiamo così tanti voti che decidiamo noi chi vince il ballottaggio. Ha preso poco Fratelli d'Italia, sta dicendo questo? No, Fratelli d'Italia ha preso più di noi e ha dato indicazione, non voglio rubare la voce al coordinatore che è qui presente, chiaramente di votare per come il candidato Posocco. Noi abbiamo dato indicazione di libertà di voto, la segreteria provinciale si è espressa per una maggiore vicinanza a Posocco e non è che... Ma quell'uscita di Braido, meglio votare Balliana, cioè ve l'aspettate voi? No, sinceramente no, era a titolo personale, non ha coinvolto i militanti e gli iscritti e i candidati delle liste della Lega che si erano espressi maggiormente per una, per una libertà di voto, anche se vi erano altre parti della Lega che avrebbero preferito una maggiore vicinanza a Gianluca Posocco, però sinceramente ricordiamo che la Lega Vittorio Veneto ha preso circa il 7% o 6 e qualcosa. Ecco, adesso che si venga da noi perché a dire che abbiamo diretto tutto il ballottaggio e deciso come poteva andare. Ricordo che dal primo turno è rimasta fuori un'altra lista civica che aveva fatto circa il 4%, con cui Posocco, se aveva problemi con noi, poteva fare l'apparentamento e non ha fatto l'apparentamento. Ecco. La scelta che diceva, le parole diceva prima che Posocco era la scelta più coerente. Ma Posocco per un certo periodo e momento era la scelta di quasi tutta la Lega, dopodiché
dopo l'espulsione di Tony Darè, Posocco che non era stato espulso, Miatto che non erano stati espulsi, hanno deciso di scegliere l'espulso, pensando di avere, secondo me, di avere la partita in mano. Ma anche Forza Italia. E di avere il giocattolino. Forza Italia ha fatto questa scelta e del resto io non è che voglio stare qui a dire chi ha spaccato il centrodestra per gettare la croce addosso l'uno all'altro. Io vedo che la Lega è rimasta da una parte, Fratelli d'Italia è rimasta da una parte, Forza Italia ha fatto una scelta diversa, è andata con delle liste civiche, non è la prima volta che succede, nel senso, cioè non che Forza Italia si comporti sempre così, attenzione perché so che mi ascolta Fabio Chies, credo, no? Sì, sì. Ma dico Fabio, ogni volta che tante volte nelle quali ci dividiamo, poi gli elettori ci danno la lezione che ci meritiamo. A Bassano, dove siamo riusciti a ricomporre il centrodestra in extremis, in una situazione comunque complessa e difficile, vinciamo. Spero che la lezione una volta per tutte sia acclarata. Chies e poi Borgia. Fabio Chies? Però se vuole la mappa dei 55 comuni che sono andati al voto potremmo fare dei ragionamenti su ogni comune. Però a parte questo dispiace perché quando io vedo vincere la sinistra in un comune della provincia di Treviso dove i numeri danno chiaramente il centrodestra come maggioranza mi dispiace, indipendentemente delle rotture al primo turno che possono essere a ballottaggio, secondo me bisogna cercare comunque di non lasciare questi comuni in mano alla sinistra. Solo questo senza dare colpa a nessuno perché non mi appartiene, non è una cosa che io faccio solitamente. Borgia. Io dico una cosa molto semplice, se continuiamo di questo passo, perché questo Vittorio Veneto è l'ultima di una serie di errori che come centrodestra stiamo tutti compiendo, dove noi andiamo divisi, dove c'è litigiosità, dove discutiamo, dove rompiamo, questi sono i risultati. Per cui secondo me a partire da domani, tenuto conto che, come dicevo, questa è l'ultima, no? Perché poi in alcuni comuni si perde perché qualcuno tira i remi in barca, perché qualcuno vota dall'altra parte, perché ci sono voti disgiunti, perché scegliamo candidati sbagliati. Insomma, è un insieme di errori che dobbiamo tutti condividere. È ovvio che oggi ancora, per fortuna, e lo saremo per molto, siamo maggioranza in Veneto e nei comuni della Marca Trevigiana, però io lancio un alert, cerchiamo invece di mettere tutti i personalismi da parte, sederci ad un tavolo, ripartire come facciamo per esempio anche tra segreterie provinciali, come fanno tra segreterie regionali. Insomma, cerchiamo di mettere un po' di impegno nel ricompattare la coalizione, anche perché dove siamo uniti e siamo convintamente uniti con un candidato forte al primo turno solitamente vinciamo. Se invece questa strada non la percorriamo, questo è il risultato. Noi per esempio a Vittorio Veneto siamo stati, come dire, inconsapevolmente vittime di una situazione che è deflagrata da parte di altri esponenti di altri partiti. È ovvio che abbiamo cercato di mantenere la barra dritta, di sostenere il candidato della Lega, perché comunque sia con la Lega governiamo in tantissimi comuni, in regione e soprattutto il governo della nazione, e dopodiché quando invece è passato Posocco, senza chiedere nulla in cambio, senza chiedere apparentamento, senza il nostro esponente locale di Fratelli d'Italia, Thomas Toffoli, che ricordo essere l'unico consigliere comunale dei tre partiti ad essere entrato in consiglio comunale, ha fatto un appello al voto dicendo di sostenere il candidato Posocco di centrodestra. Perché? Perché nella logica di Fratelli d'Italia noi non voteremo e non faremo mai votare un candidato sindaco di centrosinistra, non chiedendo, come dicevo, nulla in cambio, perché non è una questione di poltrone, è una questione di idee, valori, visione. Nonostante qualcuno, come disse e come ha detto spesso, i nostri voti, insomma, poteva anche farne a meno. Invece, come si può vedere dai dati, anche gli elettori di Fratelli d'Italia hanno dato il loro sostegno. Probabilmente la scelta su Braido, su Posocco, come dire, doveva essere razionalizzata in un modo diverso.
so che anche con Fabio, insomma, ma con Riccardo e con tutti gli alleati ci ritroveremo e faremo un'analisi profonda per ripartire, perché ricordo che fra 1 anno e mezzo c'è la regione, quindi è bene che tutti lavoriamo per cercare di essere uniti, perché ricordo a tutti che il centro-sinistra è vero, è minoritario, non vince, ma se si organizza a un candidato di valore e incomincia a fare comune per comune, casa per casa, ci potrebbe, come dire, sfidare e soprattutto vincere la regione. È ovvio che noi su questo tema dobbiamo lavorare tutti insieme. Ricordo anche che ci sono tantissimi comuni, tra cui uno, il più importante, Castelfranco il prossimo anno, dove dobbiamo farci tutti trovare preparati con un candidato sindaco che possa essere di centrodestra e possa vincere. Ecco, ripartiamo dagli errori che non dobbiamo rifare di nuovo. Ecco, si è messo in chiaro che l'Alert l'ha lanciato oggi. Certo. L'ha lanciato Poi noi oggi, siamo contenti perché ricordo che su 16 Vabbè. ballottaggi Fratelli d'Italia ne ha 24, tra cui insomma Rovigo. Dopo facciamo i conti finali. No, perché Rovigo comunque sia, insomma, è importante ed è di Fratelli d'Italia, è salita sul palco con Giorgia Meloni, la candidata a sindaco, per cui insomma... Come dire, la Lega non deve festeggiare troppo, perché è più la nostra candidata che la loro. Tutti dobbiamo festeggiare, perché abbiamo vinto insieme. Sto cercando di mettere però, un po' di zizzania. Ecco, sì, non ci riesce, con Riccardo ci conosciamo da 20 anni. Allora, andiamo. Saluto e ringrazio Stefano Pelloni che si è collegato, Partito Democratico, arrivo subito da lei. Buonasera. Buonasera. Stavamo parlando di Vittorio, la vedo sorridente, fra poco ci arriviamo, però prima una cosa per la quale probabilmente sorride di meno, dovrebbe esserci Vanessa Manzato con Roberto Campagnolo che ha perso la sfida proprio al photo finish, almeno nelle ultime fasi, con Nicola Finco. Vanessa Manzato, parliamo di Bassano del Grappa. Vanessa. Buongiorno. In realtà il candidato sindaco Roberto Campagnolo, che ha perso proprio per una manciata di voti contro Nicola Finco, nuovo sindaco di Bassano del Grappa, il sorriso ce l'ha ancora. Come dire, ha perso con stile, ecco. Abbiamo perso, bisogna rispettare il risultato elettorale, in democrazia è giusto così. Ho telefonato a Nicola per fargli i miei migliori auguri come nuovo sindaco di Bassano del Grappa, permettendomi soltanto di invitarlo a cercare di lavorare per unire la città che è stata divisa in questi anni e, insomma, per il bene di Bassano credo che questo sia importante. Noi abbiamo fatto un lavoro incredibile, siamo partiti quasi con la mia candidatura quasi di testimonianza, siamo arrivati alla fine con un entusiasmo fantastico tra di noi, sorriso tra le labbra, una proposta politica bella di prospettiva e i bassanesi hanno deciso a maggioranza diversamente, il risultato va rispettato, però insomma noi siamo felici per quello che abbiamo fatto. Quello che avete portato avanti fino ad oggi continuerà tra le file dell'opposizione. Beh sì, noi eleggiamo dei consiglieri comunali che andranno all'opposizione, è giusto che sia così, quindi a spronare, a condividere le scelte a favore della nostra splendida città e eventualmente a opporsi rispetto alle scelte che non condividiamo e che non saranno condivise nei prossimi anni. Però avete festeggiato, avete brindato lo stesso qua. Io credo sia giusto così, abbiamo fatto un percorso che è stato sotto gli occhi di tutti, abbiamo ricevuto incoraggiamenti a 360 gradi, credo che questo debba essere valorizzato. Abbiamo anche rispettato sempre i nostri avversari ed è questo lo stile che deve contraddistinguerci anche nei prossimi anni di impegno politico. Ecco, lei farà un passo indietro ora a livello politico? Roberto Campagnolo è stato vice sindaco e assessore per 5 anni, consigliere comunale di opposizione, ha avuto l'onore di fare una campagna elettorale da candidato sindaco e di arrivare a questo risultato comunque fantastico. Credo che insomma sia anche giusto lasciare spazio, visto che ci sono, a chi entra in consiglio comunale per la prima volta, a giovani che entreranno tra le nostre fila. La politica non si fa solo dai banchi di consiglio comunali, io sono stato candidato come candidato sindaco, i consiglieri hanno corso come consiglieri, è giusto che abbiano spazio, io la penso così, ma poi comunque discuteremo insieme con gli altri della coalizione, ma insomma questo è il mio modo di pensare. Adesso avrà, come si diceva anche fuori dai microfoni e dalle telecamere, tempo per sé. Ho tempo per seguire il mio lavoro, che per fortuna c'è. Stamattina lavoravo, ero a pranzo con dei fornitori tedeschi,
Poi insomma sono venuto qui, ho una famiglia che mi ha sostenuto in questa fase, che ringrazio. Quindi rispetto a questo, insomma, per fortuna c'è anche una vita oltre al Consiglio Comunale. Continuerò a far politica portando avanti le idee in cui credo, come ho sempre fatto. Insomma Nicola, c'è sempre tanta voglia di continuare così a combattere e a portare avanti le istanze per una Bassano sempre migliore, sia, abbiamo sentito, si siederà tra i banchi dell'opposizione o anche da fuori del Consiglio Comunale. Lei sarà sempre in prima linea per la sua Bassano del Grappa. Per Bassano e per portare avanti le idee che vanno anche oltre Bassano, nella parte politica in cui mi riconosco, insomma, ecco, che non necessariamente sono in linea con molte cose che sentiamo, ma oggi penso ci sarà tempo per fare questo, insomma. Grazie, il Vanessa. bello della democrazia è proprio questo, finché c'è. Grazie Vanessa, Bene grazie Nicola, Vanzato. ti ricevo la linea da Bassano del Grappa. Vanzato. Andiamo a Vittorio dove c'è in corso una performance. Chi è questo? Lina, che sta succedendo, Vittorio? Tutti abbiamo dato... Niente, la sindaca Valliana che ha scalato i primi gradini del municipio, i sostenitori la stanno festeggiando, questo sostenitore che sentite sta facendo un discorso davanti a tutti e insomma c'è grande entusiasmo, inutile a dire, in piazza. C'è stato poco fa un piccolo scambio, un passaggio di consegne tra l'ex ormai sindaco Antonio Miatto e Mirella Valliana, che adesso sta anche brindando, lo vedete, mentre continuano gli interventi e i discorsi da parte dei sostenitori. Il risultato. Va bene, allora resta lì, dopo magari ci racconti altri scorci di questa giornata importante per Vittorio. Mentre sentiamo il coro Mirella, io intanto saluto Fabio Chies, non so se è ancora con noi, so che deve lasciarci al volo, non so se è ancora collegato, se ci ha già lasciato. Chies, grazie. Grazie a voi, saluti a Riccardo e a Claudio. Ciao in bocca al lupo Fabio. per tutto, grazie anche per tutti i servizi che fate per la cittadinanza, perché è veramente importante. Ripeto, dispiace Vittorio Veneto, ma dispiace soprattutto dall'affluenza, perché questo dimostra che alla fine i risultati dipendono anche da quanto riusciamo a portare la gente a votare. Io sono convinto che se la gente fosse andata a votare il risultato sarebbe stato diverso, anche questo deve farci ragionare, deve far ragionare tutta la classe politica a 360 gradi. Grazie, buona giornata. Grazie Chies, peraltro è un tema che abbiamo dibattuto all'inizio di questa edizione straordinaria, ma ci torniamo subito, voleva dire qualcosa? No, volevo dire a Fabio che non so se ricorda, mi pare quando aveva vinto Manildo, no? Un'affluenza molto bassa, un risultato molto simile e un entusiasmo traboccante in città. Poi è durata solo 5 anni, quando il centrodestra, che all'epoca si spaccò, si riunì, trovò una persona, un candidato sindaco unitario e tutto insieme andò a vincere. Mi auguro che possa succedere lo stesso tra 5 anni a Vittorio Veneto. Pelloni, Barbisan fa il gufo per il governo Valliana, cosa dice lei? Ma no, ma io penso che ci sono degli aspetti molto positivi di questa vittoria di Vittorio Veneto e sono intanto di questa tornata elettorale. Il Partito Democratico ritorna a essere il secondo partito in provincia di Treviso, superando la Lega ed è dietro a Fratelli d'Italia. Nella città di Treviso il Partito Democratico è primo partito, superando anche Fratelli d'Italia alle europee. Ha portato la prima sindaca donna a Preganziol al primo turno, Elena Stocco, la prima sindaca donna della storia di Preganziol, e adesso elegge la prima sindaca donna della storia di Vittorio Veneto. Sono felicissimo per questo risultato, sono felicissimo per queste elezioni locali in provincia di Treviso e sono felicissimo per una cosa molto semplice, che i cittadini vanno oltre agli schemi centrodestra, Lega, Forza Italia, centrosinistra. I cittadini a questo tipo di elezioni votano sempre le persone, i progetti di città. Parlando di Treviso e della tornata del 2013, Riccardo fa preistoria praticamente. Nella politica di oggi 15 anni sono un'era geologica. Comunque, in realtà
Manildo era stato votato non perché la destra era spaccata, ma perché la visione di città era una visione alternativa che aveva convinto anche persone di centrodestra, perché non è scandaloso che una persona di centrodestra voti un candidato di centrosinistra. E così è successo anche a Vittorio Veneto, dove degli elettori della Lega hanno votato la Bagliana, così è successo anche a Preganziol, dove elettori di Fratelli d'Italia hanno votato la sindaca Stocco, evidentemente. Alle elezioni locali si va oltre questo tipo di schemi. Poi permettetemi, io sono venuto molte volte durante queste elezioni ospite nelle vostre trasmissioni o a Rete Veneta, a Focus. Su Vittorio Veneto io non ho sentito un'idea di città da parte del centrodestra, ma sempre e solo Toni Darè, la Lega, Stefani, l'espulsione, Posocco, Braido e questo e quello. Ma i cittadini hanno votato Bagliana perché avevano un'idea di città che li ha convinti, non hanno votato Bagliana perché gli altri erano separati e quindi sono andati al mare. Mi sembra che ne venga fuori un'idea, secondo me, sbagliata della modalità con cui i cittadini vanno a votare. I cittadini nella politica attuale, che è una politica molto liquida, dove decidono una volta una cosa, una volta l'altra, vanno a votare un progetto che li convince di più. E per me riporto alla metafora di Barbizan, non è che con Manildo abbiamo perso dopo 5 anni perché la destra si è presentata unita, ma perché probabilmente si è presentata con una proposta più convincente, tanto più che il centrosinistra un disastro, 5 anni di disastro. Ma no, non è vero, Stefano, 5 anni di disastro avete fatto. Tanto più che il centrosinistra si era presentato con 3 candidature e non solo una. Ma non voglio parlare di Treviso, io auguro a Mirella di governare come sono sicuro possa fare, come ha già fatto con Roberto Tonon, in maniera seria, in maniera lavorando di squadra. Sono sicuro che il partito troverà nel Partito Democratico di Vittorio Veneto una forte alleanza, un lavoro di squadra che sarà entusiastico, e gli auguro non 5 anni ma 10 anni di governo della città di Vittorio Veneto. Adesso sento sia Barbizan che Borgia se vogliono replicare. Una cosa che volevo chiederle, su Bassano e Grappa ci speravate? Sì, io ci speravo moltissimo, perché il percorso che aveva portato a queste elezioni il centro-sinistra era un percorso che difficile. Sapevo che avevano davanti un potere politico molto saldo, molto forte, avevano chiuso gli accordi in maniera molto stretta a livello regionale su Bassano, e quindi c'era un interesse politico del centrodestra di riuscire a vincere. Il centrosinistra ha fatto, secondo me, un'operazione importantissima con Campagnolo, e hanno fatto una campagna ricca di entusiasmo, coinvolgendo giovani, le migliori energie della città. Sono arrivati a un passo, purtroppo non ci sono riusciti. Così purtroppo è la politica, talvolta per poche manciate di voti si perdono delle elezioni, anche magari se uno non lo meritava, però insomma è la politica e sarà per la prossima volta. Allora, a proposito di Bassano, fra poco ci colleghiamo, fra qualche minuto, con Mirko Cavallin, perché dovrebbe avere proprio Nicola Finco. Prima Vanessa Vanzato era con Roberto Campagnolo. Lina Paronetto dovrebbe essere insieme a Trubian della Lega Vittorio Veneto. Sì, eccolo qui. Allora, andiamo da Lina Paronetto in diretta. Poco fa c'è stato il discorso pubblico, diciamo, il primo discorso da sindaco di Mirella Bagliana. Lina. Sì, esattamente. Allora, siamo appena scesi proprio dai gradini del municipio. Mirella Bagliana ha fatto questo primo discorso davanti a questa piazza festante, dicendo: voglio riportare i cittadini all'interno del municipio. C'è stato anche un piccolo, diciamo, passaggio di consegne informale davanti al Palazzo Municipale con l'ormai ex sindaco Antonio Miatto. Eccoci qua con Stefano Trubian, perché la Lega esce male da questa competizione amministrativa. La Lega
Lega esce sicuramente ridimensionata, era prevedibile in ragione delle spaccature che ci sono state. Io lo definisco senza mezzi termini un suicidio politico, è un suicidio però dettato non tanto dagli esponenti della Lega quanto, lo dico senza mezzi termini, con chi ha ritenuto di seguire Gian Antonio Darè, che ha ritenuto di fare le proprie scelte. Politicamente lui non aveva scelto, non essendo più in Lega, e certo chi l'ha seguito, il sindaco e il vice sindaco, potevano fare altre scelte operative e a mio modo di vedere si sarebbe potuti correre, come è normale e naturale che sia, con un centrodestra unito, con una probabilità di successo sicuramente diversa da quella che poi si è manifestata, ferma l'in bocca al lupo che facciamo alla nuova candidata sindaco eletta, prima donna Vittorio, per cui al di là del dato politico un in bocca al lupo, siamo qui per la città. Quindi se il centrodestra qui ha perso è colpa di Miato e Posocco? Beh, una dose rilevante di responsabilità, io mi permetto, sono amici, sono persone con le quali assolutamente io ho rapporti sereni e di naturale affetto. Politicamente la visione di chi ha ritenuto di seguire Tony Darè rispetto alla sua avventura politica e di lasciare la Lega di sicuro non ha pagato, e credo che sia qualcosa che ha segnato la sconfitta a Vittorio Veneto, peraltro di un'amministrazione uscente che aveva già fatto un lavoro importante per 5 anni e che avrebbe serenamente potuto continuarlo nell'alveo del centrodestra, che è la sede naturale dove noi ci confrontiamo. È servito, dirò, se posso permettermi, a fare chiarezza in seno al partito. Sentivo Gian Antonio Darè, con cui mi lega comunque un rapporto di affetto, dire sono la Lega non è più lui, lo è stato per tanto tempo. La Lega anche a Vittorio si ricostruirà, si sta già ricostruendo, ci rimbocchiamo le maniche e c'è tanto da fare, c'è tanto da vedere per l'avvenire. C'è, per la prima volta la Lega è di fatto fuori, a parte Giovanni Braido, dal Consiglio Comunale dopo tanti anni. Beh, a parte Giovanni Braido è già un distinguo, ovviamente sono note le questioni che hanno visto prendere Giovanni posizioni personali che sono state anche stigmatizzate dal partito. Credo che poi un'analisi la faranno le segreterie provinciali con l'onorevole Cohen e quella regionale con l'onorevole Stefani. Io credo che rebus istantibus ci sia un riferimento in Consiglio Comunale che è sicuramente per la parte di riferimento Giovanni Braido, fermo poi che eventualmente potrebbe subentrare laddove lui ritenesse, ma non credo sia il caso di lasciare il passo, anzi mi auguro proprio che non sia così. Ecco, un'ultima cosa sulla sezione della Lega che di fatto va verso un commissariamento. E l'ha già preannunciato il segretario, non la vedo come un aspetto negativo, io vedo un gruppo che paradossalmente si è compattato, c'è una relativa chiarezza interna, certo c'è sempre stato un dibattito, ma credo che questo sia servito proprio a fare chiarezza per chi ritiene che la Lega sia un valore, pur nella moderazione, da portare avanti con quella positività che andiamo ritrovando sicuramente anche in seno alla sezione. Grazie a Stefano Trubian. Velocissimo Nicola, perché ho qui Thomas Toffoli, Fratelli d'Italia, che invece entra in Consiglio Comunale. Non è bastato il vostro appello? Sì, diciamo che già il primo turno ho avuto la garanzia, grazie al risultato di Fratelli d'Italia, di entrare in Consiglio Comunale, sia che vincesse Posocco sia che vincesse Mirella Baliana. Noi ci siamo impegnati e siamo stati coerenti, perché rappresentiamo il centrodestra e rappresenteremo il nuovo centrodestra nella città di Vittorio Veneto, perché purtroppo c'è stata questa divisione, hanno commesso degli errori i partiti che volevano appunto far parte del centrodestra, quindi noi ripartiamo da qui con Fratelli d'Italia. Faccio i complimenti a Mirella Baliana, ho avuto l'onore di sentirla per la prima volta la scorsa settimana, qualche giorno fa, al telefono, ci siamo presentati e ci siamo fatti gli auguri per un successo, per come andasse la situazione. Ecco. Senta, politicamente voi sostituite la Lega qui a Vittorio? Ma non è che sostituiamo la Lega, noi rappresentiamo il governo, rappresentiamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quindi non sostituiamo la Lega. Saremo il nuovo centrodestra, come ho spiegato prima, con il nostro impegno saremo dalla parte dei pensionati, dei giovani, dei cittadini, c'è molto bisogno e sarà un'opposizione corretta con Mirella Baliana, che faccio appunto gli auguri, i complimenti, è la prima donna nella storia sindaco di Vittorio Veneto, come la prima Presidente del Consiglio Giorgia Meloni d'Italia, e quindi spero che nei prossimi 5 anni riusciremo assieme
insieme a costruire di nuovo una Vittorio Veneto migliore. Ecco. Grazie al gruppo di Fratelli d'Italia. Nicola, ti restituiamo la linea. Va bene, allora dopo non so se abbiamo Mirko Cavallin da Bassano, fatemi cenno se c'è. Sì, Mirko Cavallin con Andrea Zonta. Eccoci qua Nicola, ben ritrovati Andrea Zonta, vice sindaco uscente, e lui dice, insomma, mettendo le mani avanti, se rientrante lo deciderà Nicola Finco. Beh, mi pare corretto, le decisioni lasciamole fare al sindaco e a chi ha il diritto di farle. Io ho fatto il mio dovere nei 5 anni scorsi, lo farò anche in questi 5 anni sul ruolo che Nicola Finco vorrà assegnarmi, per cui da uomo politico, da uomo di partito, da uomo che crede di poter amministrare, farò sempre il bene della città e dei cittadini bassanesi. 470 voti di differenza è lo scarto minore della storia di 30 anni di ballottaggi. Beh, questo è stato sicuramente una vittoria al photo finish, quello che fa pensare soprattutto la bassa affluenza sia il primo che il secondo turno. Ed è, l'ho detto anche prima, secondo me è un qualcosa su cui la politica si deve interrogare. Ma a me piacerebbe vedere appunto come i bassanesi si sono comportati nelle fasce d'età, per capire dove bisogna incidere per aiutare le persone a venire a votare. Perché il voto è un atto democratico, un atto dovuto, è un atto che dovrebbe essere insito in ogni cittadino responsabile, e effettivamente vedere un 57% poi un 45%, qualche pensiero lo fa passare per la mente. È stata una campagna elettorale di divisioni, di scelte diverse, insomma di ricompattamento. Fratelli d'Italia è rientrata ad appoggiare Nicola Finco dopo aver appoggiato al primo turno Elena Pavan. Come la definirebbe adesso a bocce ferme? Ma la politica, l'arte della mediazione, forse tante volte la mediazione in politica non riesce a raggiungere gli obiettivi velocemente. Diciamo che il primo turno probabilmente ha visto questa scissione, chiamiamola così, tra due anime, anzi addirittura tra 3 anime del centrodestra, che non ha aiutato a queste elezioni. Ma poi essersi ricompattati in un secondo momento ha dato risultato di vittoria, e pertanto dobbiamo essere contenti e felici di questo. Dal punto di vista dei programmi e dei contenuti adesso da cosa ripartite in attesa che poi il sindaco dia le direttive? Ma c'è un programma elettorale, ci sono delle situazioni, per grazia di Dio, centrodestra su centrodestra, per cui vedute più o meno simili su quelli che sono gli obiettivi, non si cambia di situazione, si partirà. Io credo il sindaco vorrà sapere dove in questo momento siamo, tra gli uscenti assessori ci siamo io, c'è Andrea Viero e Mariano Scotton, chiedo scusa, per cui noi sappiamo cosa è stato fatto. Io credo che quella sia la base di partenza, e poi il sindaco si deve fare la sua idea e deve guidare tutti noi a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo proposti. Mirko, allora minuti atteso Nicola Finco, quindi noi restiamo collegati. Quando tu hai Finco ci chiami, benissimo. Andiamo da Filippo Fois che è a Spinea con il nuovo sindaco che ha sconfitto il candidato del centrodestra, però se mi dite che sono pronti devono essere pronti, eccolo. Vai Filippo. Sì, allora Eccoci. prendiamo la linea da Spinea, dove ha vinto molto bene Franco Bevilacqua, che invitiamo a raggiungerci un istante, perché chiaramente stava rispondendo al telefono, perché sono arrivate parecchie congratulazioni, e qui ci chiedono, siamo Antenna 3, tra l'altro c'è il consueto affetto che ci accompagna sempre da parte dei nostri telespettatori. Bevilacqua, so che naturalmente oggi è una giornata di festeggiamenti e deve stringere tante mani, però insomma è andata molto bene, diciamo. È andata oltre ogni aspettativa, nel senso che noi pensavamo di aver lavorato bene, abbiamo un bel gruppo, qua si vede, è un gruppo che sta festeggiando, eravamo convinti di farcela, qualche timore perché fino all'ultimo non si sa mai quello che succede, e quindi noi per scaramanzia, un po' per così non essere troppo mettere le mani, abbiamo aspettato, però il risultato era chiaro
dopo pochi seggi, perché noi abbiamo iniziato con i primi già con valori alti e mai nessun seggio di tutto il comune abbiamo perso, abbiamo vinto tutti i seggi, quindi è andata molto molto bene. Cosa ha fatto la differenza? Secondo me c'è un paio di cose. Intanto la squadra, il gruppo di persone che ha lavorato con me, che è un gruppo di persone appassionate, che ha voglia di dare un proprio contributo, voleva che ci fosse un segno di cambiamento, il lavorare molto con la gente, cioè nel senso incontrare le persone, cosa che sembra una cosa poco ovvia in questo momento, perché si muove molto sui social, ma i social non muovono. Le persone hanno ancora bisogno di essere contattate di persone e di poter parlare, e su questo noi vogliamo lavorare. Poi abbiamo delle idee, vogliamo dare un segno di cambiamento e questo l'hanno sentito le persone. Nel ballottaggio c'è stato questo risultato poi inaspettato, perché ci hanno votato anche chi non ci ha votato nel primo turno, e quindi il risultato è veramente veramente buono. Spinea torna al centro-sinistra dopo una parentesi piuttosto travagliata di centrodestra, perché Martina Vesnaver poi è caduta, il comune era commissariato. Che eredità raccogliete e quali sono le prime cose da fare? Allora, sicuramente noi non vogliamo, l'abbiamo detto, non è che andiamo al governo qui per creare dei muri o marcare il terreno come qualcuno ha pensato o in campagna elettorale ha fatto credere. Cioè non è che vogliamo dire quello che hanno fatto i precedenti, tutto sbagliato, lo cancelliamo. Noi partiamo dal lavoro che ha fatto la Vesnaver, che ha fatto la giunta uscente, il lavoro che ha fatto anche la stessa commissaria. Cercheremo di capire se alcune cose possiamo introdurre degli aggiustamenti, perché le nostre idee a priori erano già diverse, però non è che si può pensare che un progetto finanziato col PNR si cancelli per perdere i soldi. E poi cercheremo anche di dialogare con la minoranza. Il nostro senso è proprio quello di dialogare con la minoranza e con i cittadini, perché noi non vogliamo essere il governo di un gruppo di cittadini e io il sindaco di chi mi ha votato, io vorrei essere di tutti i cittadini, e questo lo cercheremo di dimostrare nel tempo. A me hanno rimproverato di essere di estrema sinistra. Allora, a me è un'accusa che mi ha fatto sorridere e a cui non ho neanche risposto, perché non credo che per la mia storia, per la mia carriera professionale, lavorativa, mi si possa essere di uno di estrema sinistra. Ma i valori della sinistra ce li ho e quelli li voglio mantenere. E la sinistra ha un valore importante sul dialogo, sulla possibilità di dialogare con le persone, la diversità come fattore, diciamo, di accrescimento, quindi non è che il diverso crea un problema, anzi è qualcosa che dà di più alla comunità. Vogliamo lavorare sull'integrazione e sul far sentire tutte le persone partecipi, quindi il nostro lavoro che abbiamo iniziato adesso, che è quello di parlare col territorio, noi lo continueremo anche dopo. Grazie a Franco Bevilacqua, naturalmente complimenti, sono valori che sono stati premiati dall'elettorato in maniera molto consistente. Spinea è tornata al centro-sinistra ed era il comune più importante del veneziano al voto oggi, quello con più abitanti. Per ora restituiamo la linea allo studio. Grazie a tutti, anche a Filippo Fois e al sindaco Bevilacqua. Poi c'è un altro comune, non so se abbiamo anche la nuova sindaca di Schio, e nel caso me lo fate sapere, un collegamento flash con la nuova sindaca di Schio e con, eccola qua, Luisa Bertini. Andiamo velocemente, Luisa. Abbiamo Cristina Marigo, nuova sindaca di Schio, che batte il candidato del centro-sinistra, ma lei è una candidata civica, diciamo così, è così? Sì, sono in compagnia del nuovo sindaco Cristina Marigo. Un'impressione, un commento caldo, qui c'erano cori da stadio fino a pochi minuti fa, le bottiglie di spumante. Guarda, una gioia pazzesca, un'emozione fortissima, anche perché condivisa con tutto il gruppo. È un'emozione grande, è un momento storico per la nostra città e io non vedo l'ora di mettermi a lavorare, dico la verità, sono prontissima. È stato un simbolico passaggio di testimone tra l'ex sindaco Walter Orsi, che lo ricordo l'ha sostenuta in questa campagna elettorale. Sì, in realtà abbiamo sempre lavorato tantissimo insieme ed è bella l'idea di poter portare avanti i nostri progetti. La continuità di tutto il lavoro fatto, sono 10 anni che ci lavoriamo e la gioia è proprio quella di poter andare avanti tutti insieme. Ecco, ve l'aspettavate, vittoria delle liste civiche? Noi non diamo mai niente per scontato e il ballottaggio sappiamo essere una partita a sé, come lo è stato nel 2014, perciò abbiamo dato l'anima per far capire ai cittadini cosa vogliamo, chi siamo, dove vogliamo andare.
Non ci aspettavamo niente, abbiamo solo che lottato fino alla fine. Io faccio i complimenti al nuovo sindaco di Schio e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Allora, in attesa di collegarci adesso, l'unico che ci manca sostanzialmente è sentire le parole di Nicola Finco, neo sindaco di Bassano del Grappa. C'è un altro comune particolare che rappresentava, secondo me, forse ancora più degli altri, il caso centrodestra. Parliamo di Monselice. Se mi fate vedere la grafica di Monselice, in questo caso non soltanto la divisione c'era al primo turno, ma la divisione è rimasta al secondo turno, quindi era un centrodestra contro centrodestra, o meglio un Lega più il resto del centrodestra al ballottaggio. Ha vinto Giorgia Bedin 54,33% contro Luca Callegaro, che metteva insieme, oltre alle civiche, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Questo è stato un altro caso centrodestra, diverso ancora rispetto agli altri. Barbisan. Beh, Giorgia Bedin, a cui vanno tutti i miei complimenti, è militante della Lega, sindaco uscente, rispetto alla quale noi non potevamo retrocedere nel candidarla, visto il buon lavoro fatto e visto il fatto che poi oggi vince anche abbastanza in modo largo, e quindi sappiamo e vediamo che i cittadini l'hanno apprezzata in questi ultimi 5 anni. Sapevamo che la sua amministrazione era apprezzata e non vedevamo perché in questo caso un sindaco uscente, diversamente da Bassano dove avevamo fatto altre valutazioni e anche in quel caso corrette, un sindaco uscente dovesse cedere il passo a un altro sindaco, a un'altra candidatura. Lì il centrodestra si è permesso il lusso di arrivare sia primo che secondo su 3, quindi testimonianza della grande vocazione di centrodestra della bassa padovana. Però, diciamo così, resta il rammarico, ecco, per chi guarda da fuori, del fatto di vedere questo centrodestra sì vittorioso, ma non tutto vittorioso. Ovviamente io sono contento perché intorno a Giorgia poi sono cresciute delle liste civiche anche molto importanti, che hanno corroborato molto l'impegno della Lega, dei militanti della Lega nel posto, ed è andata a finire così. Quindi bene, auguri a tutti gli abitanti di Monselice, auguri alla nuova riconfermata amministrazione, ed è un caso che diciamo fa eccezione rispetto alla regola che dicevamo sempre, che resta comunque per me aurea: il centrodestra unito vince. In questo caso il centrodestra diviso ha vinto, però diciamo per una volta che succede così 10 volte perdiamo. Ma Monselice era veramente un caso singolare, Borgia. Però è un altro caso di quella spaccatura per la quale lei ha lanciato l'alert. Certo, perché ritengo, soprattutto nei comuni sopra i 15.000 abitanti, laddove ci sono divisioni soprattutto personali, credo che per il buon governo del centrodestra e appunto per i valori, le idee, la visione comune che è in campo nelle varie amministrazioni, nei vari territori da più di 30 anni, dobbiamo cercare invece di evitare situazioni come queste, andare ovviamente insieme. È ovvio che per quanto riguarda, io rispondo ovviamente della Marca Trevigiana. Come sapete, Vittorio l'ho spiegato prima, noi abbiamo assistito a, come dire, ad una frattura e non ne siamo stati protagonisti, anzi ci siamo addirittura messi nella condizione di fare da mediatori, purtroppo non è andata bene. Però queste questioni partono da lontano, perché ricordo che tutto nasce per esempio nella Marca Trevigiana da Conegliano, per cui diciamo che sopra i 15.000 abitanti dobbiamo cercare tutti di fare un passo indietro, metterci al tavolo alla pari e ripartire dalle persone. Io ritengo che questo sia il percorso da fare. Dobbiamo dircelo, in alcuni casi adesso non dobbiamo, come dire, fare di tutta un'erba un fascio, anche e soprattutto perché ricordo a tutti che noi siamo maggioranza nella stragrande appunto maggioranza dei comuni della provincia di Treviso e del Veneto, però dico che dobbiamo cercare di ripartire, ecco, perché Vittorio Veneto era di centrodestra, non dovevamo perderla, purtroppo
così è stato e adesso abbiamo 5 anni dove sarà difficile fare opposizione, perché io e Riccardo, che siamo abituati tra l'altro a fare ed essere soprattutto in maggioranza, sappiamo quanto è, come dire, certo difficile, complicato dare risposte ai bisogni e ai problemi della gente, ma quanto è anche gratificante. Non c'è la stessa gratificazione che invece insomma c'è per chi fa la minoranza e quindi chi fa opposizione. Sarà dura, però bisognerà utilizzare questi 5 anni per capire gli errori, ricostruire e tornare tutti insieme uniti con una nuova formula, speriamo questa volta vincente, qui come da altre parti, ecco. Ecco, però diciamo che si parte da adesso, dopo questi risultati, per cercare di ricomporre. Certo. Allora, mi pare di capire che la situazione, più questa volta di altre volte, però voi forse avete più esperienza, diciamo, sul campo, anche se qualche elezione l'ho vista, tanti personalismi in questa tornata elettorale, o sbaglio? Sì, penso di sì. Non parlo solo del centrodestra, ma tanto nel centrodestra che ha portato. Penso di sì. Più che scontri, diciamo, su temi della coalizione. Purtroppo è quasi sempre così quando ci sono delle divisioni, nel senso che chi è poi chiamato a gestire situazioni in comuni sia sopra che anche sotto i 15.000 abitanti, poi i temi non sono mai gli orari di apertura e chiusura della biblioteca, ma sono sempre cosa è successo nel pregresso, chi cosa e come e quando e vuole comportarsi nel futuro. Insomma, diciamo che raramente assistiamo, quando vi sono divisioni, a grandi questioni di principio. Credo nel centrodestra, credo nel centrosinistra, ma questo succede anche nelle società sportive, anche nelle parrocchie, purtroppo succede un po' dappertutto. Allora, la tradizione di questa terra di centrodestra ci ha permesso anche in questo caso, per come vedo di come sono andati i risultati in generale, anche in provincia di Verona, prima davo uno sguardo. Adesso li vediamo tutti. Dire facciamo così, scusate, chiedo alla regia, mentre magari Barbisan parla, facciamo vedere proprio la schermata dei comuni a Verona. Grazie mille, che dobbiamo ancora vederli. Anche qui Pescantina, Legnago e San Bonifacio. Esatto, erano tre. Abbiamo vinto in tutti e tre. No, in due, almeno noi abbiamo perso Pescantina, poi non so come eravamo messi. Noi abbiamo vinto. Adesso li vediamo. Allora il centrodestra, ecco, non c'entra. Proprio per dire Provincia di Verona, grazie. Proprio per quello che dicevo prima, la grande tradizione di centrodestra del Veneto ci permette anche di dividerci come Monselice a Pescantina, poi Pescantina vince Fratelli d'Italia, Monselice vince la Lega. Ma diciamo che non possiamo neanche pensare di continuare così. Appunto, perché ti va bene una volta, la fortuna aiuta gli audaci, però insomma diciamo che continuare anche potrebbe essere inadeguato dal punto di vista della classe politica. Però quindi in provincia di Verona sono vinti tutti e tre i ballottaggi, in provincia di Venezia sono vinti 3 ballottaggi su 4, a Vicenza diciamo che noi portiamo a casa, ecco, con la vittoria prima di Schio, mi permetto di poter dire che la Lega, pur non avendo la propria lista, comunque aveva dato un endorsement per la candidata che ha vinto, quindi portare a casa Schio, che è molto grossa, portare anche a casa e vincere a Bassano, che è, come dicevamo prima, la seconda città della provincia, una delle prime 10 città del Veneto. Vincere a Portogruaro è stato anche in questo caso molto bello, e soprattutto la vittoria più bella, più completa, più rotonda, che ci permette di vincere a Rovigo, in un capoluogo, con una questa era la formulazione che conoscevo io per interloquire un attimo con Claudio, una civica gradita a Fratelli d'Italia, questa era la formulazione. Comunque no, Riccardo, sai che la cittadina è salita sul palco di una manifestazione al fianco di Giorgia Meloni, ha parlato come candidata di Fratelli d'Italia, insomma, per a me va benissimo. Nel momento in cui noi abbiamo vinto in una città capoluogo, e devo dire che la lista della Lega anche si è comportata bene all'interno dell'insieme delle liste che sostenevano Valeria, per me non ci sono problemi. Però voglio dire, vittorie di questo genere non sono frutto del caso, sono figlie
di un centrodestra che si sa allargare, che quando è unito diventa attrattivo, che a Rovigo è diventato attrattivo anche per una piccola parte del centro-sinistra, perché anche una lista di azione locale sosteneva Valeria Cittadini, di molte persone civiche che sono state conquistate da un programma di centrodestra coeso e convincente. Ecco, questa è la storia di queste elezioni. Quindi nonostante delle divisioni, questo territorio regala al centrodestra ancora delle vittorie. Certo è che le sconfitte come quelle di Vittorio Veneto devono assolutamente farci riflettere. Forse poi no, guardi, io in questi primi mesi da segretario provinciale, da presidente provinciale di Fratelli d'Italia, devo dire che ho avuto un consiglio da un amico, tra l'altro è un alleato, no? Quindi però insomma non faccio il nome perché insomma casomai se mi autorizzerà lo farò in seguito. Mi ha dato un grande consiglio, mi ha detto non agire mai sul piano personale, non prendere mai scelte soprattutto nelle competizioni e nelle trattative dal lato personale, perché tante volte, anzi nella maggior parte dei casi, quando tratti o comunque sia prendi e fai delle scelte sul personale, 9 su 10 sbagli, e penso che questo consiglio me lo porterò avanti anche nel futuro, perché penso insomma che in tutti i casi e soprattutto in tutte le varie elezioni che affronteremo dobbiamo essere tutti consapevoli di non dover fare scelte personalistiche e quindi superare i personalismi, ma fare delle scelte che possano andare incontro alle esigenze dei cittadini, perché altrimenti i cittadini ti bocciano e insomma per questo penso che ci voglia linearità soprattutto all'interno del centrodestra, perché i cittadini ci votano il centrodestra per due grandi obiettivi, soprattutto grandi temi e soprattutto grandi ed importanti risultati. Quella che governiamo bene, quindi il buon governo del centrodestra, e soprattutto perché in moltissimi casi siamo uniti. Ecco, laddove siamo uniti e governiamo bene si vince. Allora, Pelloni, poi andiamo subito da Mirko Cavallina Bassano e poi da Lina Paronetto. Baliana sta andando da Posoco, quindi stiamo pronti anche ad andare a tornare a Vittorio. Quindi fra poco ci colleghiamo, ecco lo dico alla regia, fra poco ci colleghiamo con Lina, prima ancora di Mirko Cavallina Bassano, perché ci sarà l'incontro Baliana-Posoco. Pelloni. Sì, a me sembra sinceramente che oltre alle dichiarazioni del momento successivo alle elezioni di intento degli ospiti, mi sembra che però le premesse per invece esattamente il contrario ci siano tutte all'interno del centrodestra in questa regione. Sono innumerevoli i comuni in cui sono andati separatamente il centrodestra, la Lega e Fratelli d'Italia, sono innumerevoli i casi in cui ci sono state delle divisioni che poi hanno portato il centrosinistra a vincere, oppure casi in cui dopo si sono risolte successivamente. Dopodiché il tema secondo me è un altro, che da domani ripartirà la solita tirettera delle elezioni regionali e del candidato governatore in cui ci sarà De Carlo. Che no, la facciamo partire già subito, la facciamo partire già subito. Aspetti un attimo, Pelloni, può restare in linea? Resti un secondo, la faccio concludere, però mi dicono che forse abbiamo Lina Paronetto, forse probabilmente un incontro Baliano, va bene. Avevo altre informazioni, va bene. Allora, vada pure Pelloni. Solo che mi sembrano dichiarazioni insomma di intento, queste che uniti si vince e separati si perde, che lasciano un po' il tempo che trovano, perché in realtà nei fatti le divisioni sono profonde. Stefano, ma scusami, se guardiamo, partiamo dai primi... Sono profonde anche non nei fatti, ma
nei gesti quotidiani io le percepisco anche in consiglio comunale, le male lingue, le tensioni, eccetera. Quindi è normale che ci sia un Fratelli d'Italia che ha delle pretese perché i voti che hanno, diciamo così, vogliono passarli all'incasso, e c'è invece la Lega che non è abituata ad avere certe percentuali, e probabilmente siamo di fronte a un cambio di passo nei nostri territori. E quindi le tensioni io penso che ci saranno tutte. Dall'altra parte il centro-sinistra mi sembra che stia lavorando in maniera seria, in maniera compatta, grazie io penso anche al segretario Andrea Martella del Partito Democratico regionale. Stiamo lavorando in maniera seria su dei temi, e penso che questo ci porterà in maniera profondamente convincente a giocarcela alla pari, non dico in vantaggio, alla pari per le prossime elezioni regionali. Belloni, si fermi un secondo, vediamo la stretta di mano. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Ecco, allora siamo di nuovo in diretta adesso, ragazzi. Eccoli qua, si sono incontrati, sì, Nicola, si sono salutati e fatti insomma reciproci complimenti anche per la campagna che è stata condotta. Sì, no, la campagna è stata una bella campagna elettorale, molto lunga, e voglio dire, ognuno di noi ha fatto anche delle proposte, quindi i cittadini hanno potuto anche maturare una certa visione. Ripeto, noi abbiamo intenzione di collaborare con tutti, anche le attività produttive e tutte le persone insomma che gravitano sulla città, anche dobbiamo riavvicinare i cittadini all'attività politica e amministrativa, quello sì. No, ha ragione, mi auguro che siano 5 anni costruttivi in cui si facciano proposte concrete per la città, che la città torni veramente a essere collaborativa, che ci segua, e speriamo che Vittorio Veneto da qui ai prossimi anni torni a essere quella che era 30-40 anni fa, insomma. Ecco, allora riproponiamo magari una stretta di mano giusto per i nostri telespettatori, così si conclude questa campagna elettorale con la vittoria di Mirella Balliana e questo nuovo consiglio comunale che si è formato. Nicola. Grazie Lina. Allora, credo che poi a questo punto ci ricollegheremo con te nel corso del telegiornale del Veneto, però chiamaci se hai altre curiosità, altre cose da dirci da Vittorio Veneto, ma insomma il quadro di Vittorio Veneto è chiuso con la vittoria di Mirella Balliana. L'ho interrotta, mi scusi Pelloni, stava finendo il discorso, credo. Concludo dicendo che appunto mi sembra che di fronte a delle criticità, dei problemi, le liste d'attesa della sanità che sono in aumento, i cittadini che si stanno rivolgendo sempre di più alla sanità privata, pagando, indebitandosi per essere curati, le rette delle case di riposo che sono in aumento e che stanno colpendo tantissime famiglie venete. Ecco, di fronte a questi problemi la politica veneta di centrodestra non dà nessun tipo di risposta, ma sta solo lottando per una spartizione del potere. Allora, di fronte a questo, il centrosinistra invece sta adottando tutta un'altra idea di Veneto, lo sta proponendo in tutte le elezioni in cui compete, e penso che stia ottenendo dei buoni risultati, almeno parlo per Treviso, perché anche a Treviso, dove c'è il candidato, il sindaco Mario Conte, dove c'era il vice sindaco candidato alle europee, nonostante questo il Partito Democratico era primo partito, e questo ci ha dato da ben sperare da qui alle elezioni regionali, insomma, perché stiamo parlando di temi concreti e non stiamo parlando di poltrone. Ecco, io nel centrodestra vedo un gran parlare di poltrone, di potere, di De Carlo, di Donazzan, di Conte, di questo, di quello, ma poi non vedo parlare dei problemi della gente. Ecco, questo mi dispiace. Dice Barbisan che ne parla lei. No, sì, sei tu il primo che ha introdotto il tema, perché probabilmente ti interessa. Sono 2 ore ormai che sono qui, tra un po' sarà anche bene che me ne vada, ma è un tema che noi non abbiamo mai affrontato. E interessa a voi? Oggi forse, però, insomma, qualcosa si è parlato un po' del centro delle regionali. Sì, allora cosa vuole? Si parla di chi ha la possibilità di vincere, non si parla di chi ha la possibilità solo di perdere. Quindi è ovvio che il tema è concentrato su di noi, sui partiti del centrodestra. Non può rispondere a questo. No, ma guarda, se fossimo in Emilia Romagna, per la molto probabile, anche se io non me la auguro, successione a Bonaccini,
cittadini, si parlerebbe delle faide dentro il tuo partito, ecco, cioè, e di cosa fanno i 5 Stelle, se vi appoggiano o non vi appoggiano, i sardini e le sardine, tutte queste robe qua. Quindi voglio dire, è il normale dibattito politico, dopo che tu lo voglia condurre per utilizzarlo. Ma diamo ai cittadini, scusate, Stefano, scusa. Ai cittadini, ai cittadini. Sì, dai, rispondi. Non trattiamo come fisiologiche, come naturali, una questione patologica, cioè patologica. La politica mancano 2 anni alle elezioni, è condizionata, ogni passo è condizionato da quello che succede nel centrodestra solo mancano sui 2 anni adesso. Individuali. Mancano 2 anni. Le elezioni regionali. Massimo manca 1 anno e 2 mesi. 500 giorni. Voglio dare un dato. Scusate. Sparala pur di darti ragione. Voglio dare un dato, visto che Pelloni dice no, perché in tutti i comuni sono divisi, faide centrodestra, non governano. Allora, nei primi 15 comuni della provincia di Treviso, a Treviso governiamo insieme, a Castelfranco Veneto governiamo insieme, a Montebelluna governiamo insieme, a Mogliano Veneto governiamo insieme, a Paese governiamo insieme, a Oderzo governiamo insieme, a Villorba governiamo insieme, a Vedelago governiamo insieme, a Roncade abbiamo appena vinto Centrodestra Unito, a Casale sul Sile come dire, c'è una lista civica, a Ponzano Veneto governiamo insieme, a San Biagio di Callalta governiamo insieme, fate voi i conti, quindi i primi 15 comuni della provincia di Treviso, se vuoi continuo, perché abbiamo più del 50%, 60% dei comuni della provincia di Treviso. Ma questo perché? Perché viene premiato il buon governo del centrodestra, appunto, perché 8 volte su 10 vinciamo. Dopo, quando noi litighiamo, come a Vittorio Veneto, vincete voi. Questo, il problema del centrodestra è quando litiga, ma non lo dico io che non sono uno scienziato, anzi sono un umile presidente provinciale di campagna, ma lo dicono i dati, basta guardare i 94 comuni della provincia di Treviso, vedere chi governa, chi sono i sindaci, quali sono le giunte, i colori, dopodiché insomma sempre con rispetto per l'opposizione, per la minoranza, per i pochi sindaci del PD, perché vanno comunque rispettati, e soprattutto va sempre rispettato il volere dei cittadini. Esatto. A Vittorio Veneto ha vinto la Baliana e gli errori sono da imputare al centrodestra, agli errori che abbiamo fatto noi, perché i cittadini hanno sempre ragione, soprattutto quando votano e si esprimono. Pelloni, poi Borbisan. Ma la fotografia chiaramente di Fratelli d'Italia, di Claudio, è parziale, nel senso che non inquadra delle situazioni del passato, come all'interno dei primi 15 2 anni fa, 1 anno fa, comuni. Oggi è Roncade. In questi 2 anni sono successe delle cose. Insomma, io registro solo un dato di fatto, che in provincia di Treviso, nelle amministrazioni locali, celate o pubbliche, ci sono delle tensioni nel centrodestra, ma non lo dico io perché sono un amministratore locale, lo dico io da cittadino perché leggo i giornali tutti i giorni e vedo che quando parla Zaia, quando Zaia dice A, allora c'è De Carlo che dice B. Guarda. Quando De Carlo dice B, c'è la Donazzan che dice C, e quindi andiamo avanti così, no? Allora, mi dispiace solo che nella politica di questa regione, e che nella politica, se poi dopo ci domandiamo perché la gente non vada più a votare, perché forse i cittadini sono più preoccupati delle rette, delle case di riposo che sono aumentate e che si mangiano lo stipendio basso dei cittadini, piuttosto che del destino individuale di Luca Zaia, per cui non avrà più il 4º mandato, ma ce ne faremo una ragione e dormiremo dei sonni tranquilli comunque, insomma, con tutto il dispiacere per il suo futuro, insomma. Ma a me delle tensioni all'interno del centrodestra non interessa nulla, a me interessa che i problemi dei cittadini vengano risolti. Tutto qui. Se la destra continua a parlare solo di se stessa e non dei problemi dei cittadini, io penso che da qui al futuro avremo delle importanti sorprese, perché la politica è fluida. Salvini prendeva il 40% e poi è scomparso, Renzi prendeva il 40% e poi è scomparso, e quindi voglio far preoccupare. Attento a non prendere il 40%. Ti voglio dare un dato. Hai presente la fiamma tricolore che è dentro al partito che rappresento? Quella è il simbolo più longevo della Repubblica Italiana.
lo so, fatevene una ragione difficile che scompaia. È il simbolo che è all'interno di Fratelli d'Italia, è il simbolo più longevo della Repubblica Italiana. Non è, certo, quindi lo vedrete per molto tempo e governa il paese, pensa a te. Vi dovreste vergognare. Invece no, purtroppo guarda, non lo fate. io mi vergogno di pochissime cose, non di certo del mio simbolo. E stai offendendo il 37% dei cittadini veneti che votano Fratelli d'Italia. Ti devi vergognare tu invece, che come sempre sputi in faccia a chi l'hanno votato i cittadini, sputi in faccia al volere dei cittadini. È questo che voi lo so che vorreste una bella oligarchia dove decidono in pochi e gli altri tutti zitti, pochi miliardari della ZTL e tutti gli altri, tutti i bocconiani e gli altri invece devono stare tutti al volere vostro. Invece no, la democrazia è così bella che tutti possono esprimere il proprio voto, il proprio volere, tant'è che votano in Veneto il 37% votano la fiamma tricolore all'interno di Fratelli d'Italia e Fratelli d'Italia, che bello. E domani chissà. Ma guarda Stefano, noi siamo stati al 2, al 3, al 5, al 7, al 32, al 16, mai paura, ci riproponiamo, stiamo fuori, stiamo dentro, perché noi abbiamo idee forti, valori saldi e principi molto molto chiari e la gente ci vota per questo. Quando ci smetterà di votare noi ripartiremo, perché siamo abituati sia come dire alle tempeste che anche come dire alla serenità di un bel sole e del mare limpido. È un po' poetico questa uscita, permettetemelo, da chi era fuori dall'arco costituzionale, non per dare ragione che oggi governa il paese, se perdonate. Non per dare ragione che comunque il dibattito ci sia a Pelloni. Solo l'altro giorno Luca Zaia ha detto, parlando della questione regionali eccetera eccetera, ha proprio ribadito: Renzi aveva il 40, noi Salvini aveva il 40, Fratelli d'Italia ora ha questo. I voti bisogna poi mantenerli, non solo prenderli. Ha ragione, come dire, siamo abituati. Ci sono un po' le frasi che vengono messe lì. Però è un dibattito che ci sta. Siamo abituati ad avere comunque qualcuno che cerca sempre di ricordarci che i voti bisogna mantenerli e quindi diciamo che spera che i voti prima o poi possano sparire. Però vedete, io conosco Giorgia Meloni da quando sono ragazzino e so quanto lei sia preparata, quanto lei sia forte, quanto creda nei propri valori, e penso che quell'esempio delle ultime elezioni europee, che arrivano poi dalle elezioni politiche, non svaniranno, perché solo chi, come dire, ha gambe d'argilla poi nel futuro può sparire. Noi cercheremo di portare avanti la nostra visione della nazione, la nostra visione dell'Italia e poi anche del Veneto. Vedremo se i cittadini continueranno a sostenerci oppure ad un certo punto, come dire, come qualche gufo spera, voteranno da altre parti, ma come dire, non è questo il punto. Cioè il punto non è fare tutto per convenienza politica. Noi facciamo, e lo abbiamo dimostrato con i fatti, noi presentiamo un'offerta politica che rappresenta i nostri valori e le nostre idee, e lo facciamo da tantissimi anni, da tantissimi decenni. Siamo stati, perché io non rinego di sicuro il mio passato, fuori dall'arco costituzionale quando ci chiamavamo Movimento Sociale, c'era Giorgio Almirante, ad oggi quando c'è Giorgia Meloni e siamo al governo della nazione. Borgia, allora la camminata Finco che sta arrivando, credo a Bassano del Grappa, insieme a Stefani. Eccolo qua, vediamolo in diretta. Eccoci qua allora Nicola, in diretta da Piazza della Libertà a Bassano. È appena arrivato il sindaco Nicola Finco, eletto un paio d'ore fa ufficialmente. La proclamazione sarà domani mattina. Morena Martini, già candidata alle europee, il segretario della Lega Alberto Stefani, c'è il segretario cittadino Andrea Viero che tra poco sentiremo in diretta, e tra poco allora le prime parole. La dedico a tutti voi, ha detto Nicola, e provo ad avvicinarmi col microfono. Alberto Pivetta con me. Allora
Un effetto strepitoso, è stata una campagna elettorale lunghissima, tosta anche sotto molti aspetti, mi sembra l'importante è il risultato importante che dedico ovviamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo lungo percorso. Un pensiero particolare ovviamente va alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e adesso è ora di mettersi a lavorare, insomma un lavoro con impegno. La prima cosa che dico è che ovviamente sarò il sindaco di tutti, di quelli che mi hanno votato, ma anche e soprattutto di quelli che non sono andati a votare, di quelli che hanno votato dall'altra parte. Bassano è l'8ª città del Veneto, una delle città più belle del nostro territorio, ma ha bisogno ovviamente di un rilancio importante. Quindi insomma io sono pronto, adesso spero un passo alla volta di iniziare un percorso nuovo di rilancio di questa nostra città. Emozionato, Tanto perché guardi, per chi fa politica penso che la cosa più bella sia arrivare ad amministrare il proprio comune e soprattutto quando si arriva ad amministrare la propria città, una città come la nostra, ti riempie ovviamente di pensieri, di responsabilità, ma ti dà anche tante soddisfazioni, quindi io sono pronto per la mia città e speriamo insomma un passo alla volta di rilanciarla come merita. Amministrare il proprio comune anche lasciando il Consiglio regionale, la vicepresidenza del Consiglio regionale. Sì, è un ruolo che lascio dopo 14 anni, però sono veramente felice di venire nella mia città a portare il mio contributo assieme a tante persone che mi hanno supportato e sostenuto e che sicuramente insomma, mi daranno una mano a rilanciare Bassano del Grappa. Come ha vissuto il testa a testa nel pomeriggio? Ma molto tranquillamente, perché fortunatamente avevamo tanti rappresentanti di seggio, di lista scusate, quindi insomma avevamo i dati in tempi reali e insomma il risultato è arrivato, quindi bene. Ecco, ha detto una campagna lunga, complicata, la destra. Diciamo che il primo turno sono state una sorta di primarie, no? Che mi hanno dato ovviamente la responsabilità di arrivare al ballottaggio, poi abbiamo avuto la capacità di ricompattare il centrodestra, tutti quanti abbiamo lavorato per l'obiettivo e il risultato, adesso è arrivato, che solitamente sappiamo benissimo durante i ballottaggi per il centrodestra è sempre difficile, invece noi il ballottaggio l'abbiamo portato a casa e quindi penso che sia un ulteriore segno di responsabilità ma anche di fiducia che i cittadini ci hanno dato. C'è stato un momento particolarmente difficile oggi? No, sinceramente no. Insomma, è emozionante ma non difficile. Perché prima si diceva con Alberto Stefani, 3 settimane fa qualcuno diceva che eravamo addirittura fuori dal ballottaggio, cioè nella campagna elettorale un momento complesso l'avete avuto? Ma sì, sicuramente all'inizio tutti mi davano per terzo, quarto, dove vai a farti male, stai a casa, anzi continua il tuo ruolo in regione che stai 100 volte meglio. Io ci ho sempre creduto perché sentivo insomma la forza dei miei concittadini, la gente che mi sosteneva, non ho mai mollato, facendo una campagna elettorale molto, diciamo, alla vecchia maniera, quindi girando i quartieri, parlando con tantissime persone, realtà sociali, imprenditoriali e alla fine vediamo che il vecchio sistema funziona sempre. Questa bassa affluenza alle urne? Ma la bassa affluenza purtroppo è un dato che stiamo registrando negli ultimi anni, non solamente a Bassano ma in tutto il territorio, sicuramente la politica ha una responsabilità, però diciamo che la disaffezione è sintomo anche insomma, di uno status sociale sempre più lontano dall'istituzione. Ovviamente il dovere di un sindaco è quello di fare il possibile per avvicinare i cittadini alla propria comunità, al proprio ente pubblico, però ovviamente poi dall'altra parte ci devono essere anche i cittadini interessati alla cosa pubblica, quindi mettendosi insomma, in prima linea, capendo quali sono le scelte amministrative e magari dando anche il loro contributo, perché è facile lamentarsi sempre, però ogni tanto bisognerebbe anche dire ma mi impegno in prima persona per migliorare la mia città, quindi ci sono tanti metodi per farlo. Non siamo più in campagna elettorale, adesso è sindaco di Bassano, una promessa che si sente oggi di dare, di dire insomma ai Bassano. Ma che sarò un sindaco H24, la mia porta sarà sempre aperta a tutti i cittadini e quindi cercherò insomma di fare un lavoro come ho sempre fatto nel corso di questi 14 anni, con il contatto diretto con le tante realtà sociali, imprenditoriali e economiche della nostra città. Quali le priorità per Bassano adesso? Beh, le priorità in primis c'è tutta la tematica legata al mondo del sociale, quindi abbiamo il problema degli anziani, abbiamo il problema comunque delle famiglie, della bassa natalità, abbiamo dimezzato i nati negli ultimi 10 anni, quindi sicuramente la mia sarà un'attenzione particolare a tutto il sistema famiglia. E poi abbiamo il tema delle grandi opere pubbliche, però siamo anche consapevoli che non abbiamo risorse infinite, quindi ci daremo delle priorità, quindi saranno 1 o 2 opere pubbliche da realizzare durante il nostro mandato, ma ovviamente sarà un mandato dove si lavorerà con metodo, quindi non annunci, ma quindi cose concrete, pragmatiche, studiate
e poi una volta che i risultati arriveranno poi ci penseremo noi poi a venderli ai cittadini, ma prima ovviamente ci penso a fare un lavoro attento nei confronti della mia comunità. Diciamo che è passato a salutare sua mamma poco fa. Sì, per forza, sono passato a salutare la mamma, a casa avevo tutta la famiglia, quindi mia moglie e i 2 gemelli e insomma adesso arriva il bello. Tanti insomma qua ad aspettarla stasera. Sì, mi fa piacere perché insomma le feste di piazza raramente le ho viste, vedere comunque una comunità che si è stretta attorno a me anche in questo momento è un bel segnale, insomma, che mi riempie di responsabilità e di orgoglio, ma mi dà anche una grande spinta. Un messaggio al suo avversario? Il mio avversario, ovviamente rispetto lui, tutta la compagine che l'ha sostenuto, da parte nostra ci sarà la volontà di condividere quelle che saranno le nostre tematiche programmatiche e di crescita della città, dopo loro faranno la loro parte come è giusto che sia, però insomma cercheremo sempre di mantenere un dialogo costruttivo anche con l'opposizione. Ecco allora Nicola, queste le primissime dichiarazioni del sindaco Nicola Finco. Mirko, mi senti? Eccoci qua, allora, la proclamazione sarà ti sento malissimo. Alle 9, 10 e 30 e poi ci sarà il passaggio di nuovo allora. in sala Ferracina in comune. Per il momento è tutto, io ti restituisco la linea e ci sentiamo più tardi. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, c'è l'ultimo blocco, un blocco di cui mi ero dimenticato, chiedo scusa alla regia, stiamo per chiudere e poi lasciare la linea al telegiornale del Veneto e quindi faremo il quadro della situazione. A questo punto il quadro della situazione con tutte le tabelle riepilogatrici lo faremo nel telegiornale del Veneto, poi ci sarà il telegiornale di Venezia e il telegiornale di Treviso che verosimilmente per forza partirà con la vittoria di Mirella Balliana Vittorio Veneto, ma poi c'è molta cronaca anche sulla provincia di Treviso. Facciamo una veloce ultimo break pubblicitario, poi tiriamo le somme, magari cerchiamo di dare un occhio anche a quanto è successo fuori dal Veneto. Pochissimi minuti per tirare le fila di questa corsa, è stato più uno sprint che una maratona perché lo sapevamo, insomma il ballottaggio, lo spoglio è più veloce e quindi dalla chiusura delle urne alle 15 i risultati sono arrivati a spron battuto e lo abbiamo visto ad esempio a Vittorio Veneto ma soprattutto a Bassano del Grappa. A un certo punto c'era un testa a testa, un sorpasso e controsorpasso che davvero era abbastanza particolare e poi abbiamo visto e sentito poco fa le parole di Nicola Finco che ha vinto a Bassano del Grappa, nella sua Bassano del Grappa. In generale al di fuori del Veneto, Firenze va al centro-sinistra, Bari anche, Perugia, dove vince invece il centrodestra più o meno? Diciamo che Rovigo cambia colore. A parte Rovigo, no, ma parlo al di fuori del Veneto. Cambia colore. Al di fuori del Veneto. A Lecce vince una candidata di 80 anni. No, beh, sì. Adriana Poli però Portone sostanzialmente come numeri diciamo che nella lotta del ballottaggio il centro-sinistra prende diversi comuni in più rispetto a voi nel centrodestra sembra a livello nazionale. Il centro-sinistra perde Verbania, il centro-destra perde Pavia e il centro-destra perde Perugia purtroppo, che era stata una città storicamente di sinistra ben guidata da Romizzi, mi pare, il sindaco, per 10 anni, che aveva interrotto una lunga tradizione di centro-sinistra, oggi ritorna dov'era. I 5 Stelle perdono Campobasso in favore del centro-sinistra e perdono anche Caltanissetta in favore del centro-destra. E il centro-destra perde anche Cagliari-Sassari. Bene.
Questa è la situazione, diciamo, al di fuori del Veneto, ma noi restiamo e ci concentriamo. Si sta dicendo? No, fa l'analista, dico Barbisano. Sì, è anche fra le tante cose è anche analista. A tempo perso. Allora, volevo chiudere parlando proprio di Bassano del Grappa, ma non solo. Posso fare un'ultima disamina che faccio con lei e poi ho 30 secondi a testa per Pelloni e per Borgia. Oggi non riesco a dire i nomi. Possiamo dire che, se volessimo dare un titolo giornalistico, Vittorio è stata la scommessa persa di Stefani, perché era la gestiva regionale, e Bassano del Grappa la scommessa vinta? Allora, che Bassano sia stata una scommessa vinta sono d'accordo, però diciamo pur complessa, perché mettere da parte un sindaco uscente è molto complesso, però un po' più lineare. Vittorio Veneto, più che una scommessa, è stata come si può dire, una partita condizionata dall'espulsione di Tony Darè in extremis nelle vicinanze. Quando poi noi abbiamo espulso Tony Darè, vi è stato Posocco, Miatto, altri militanti della Lega che hanno ritenuto di seguirlo pensando probabilmente di vincere, così non è stata. Quindi devo dire che non so se sia stata una scommessa, però diciamo abbiamo dovuto fare di necessità virtù, trovare un altro candidato sindaco che noi ringraziamo, che si è messo a disposizione della coalizione, che ha corso in una condizione di difficoltà. Devo dire che però non sono equiparabili le situazioni, oltre per il fatto dell'importanza di Bassano. No, vabbè, certo, sono due situazioni diverse, però diciamo che lì una scelta ha premiato anche magari... Sì, ma io le dico una cosa, nel momento in cui Tony Darè fa l'intervista dal lavaggio e dice che il suo candidato non potrà essere mai quello sostenuto da Alberto Stefani, cosa voleva? Che andassimo a sostenere? E poi ha anche aggiunto Tony che invece con Fratelli d'Italia mai, perché ovviamente lui i però voti... poi dovevamo riunirci tutti senza fare l'apparentamento e quindi regalargli i voti perché doveva vincere da solo. I nostri elettori hanno votato. La vittoria della quale siete più contenti, Rovigo? Beh, Rovigo, ma poi guardi, il mio carissimo amico Paolo Longhi ha vinto in provincia di Verona a Legnago e io sono veramente soddisfatto. No, poi c'è Pescantina che abbiamo vinto, c'è Scorzè, insomma il coordinatore regionale De Carlo e tutti i vari segretari provinciali sono davvero felici ovviamente di questo risultato. Portogruaro è stata una bella... E poi Portogruaro, certo. Per cui, chiudo con lei, Pelloni. Vabbè, Vittorio Veneto è la vittoria che dà un po' il là per il centro-sinistra. Sì, sicuramente è la riconferma di Preganziol, che era l'altro comune importante. Cioè uno dei 4 comuni più importanti che andava al voto in provincia di Treviso, ma poi a livello nazionale insomma il centro-sinistra passa da 13 capoluoghi a 17, il centrodestra invece ne perde 3, passa da 13 a 10, insomma il centro e il 5 Stelle scompare dai capoluoghi che erano andati al voto, insomma, quindi sicuramente come tornata elettorale delle elezioni locali il centrosinistra è il vincitore di queste elezioni, no, è il vincitore numericamente. Noi siamo contenti. Il centrosinistra è il PD più 5 Stelle oppure quando perdono sono i 5 Stelle quando vincono sono loro? Non ho più tempo per altri commenti. Non ho più tempo per altri commenti, se no altrimenti il TG parte in ritardo. Allora grazie a Riccardo Barbisan, grazie a Stefano Pelloni, grazie a lei per l'invito, grazie a Claudio Borgia. In un modo o nell'altro oggi siete un po' tutti contenti da questo risultato. Pochi istanti di pubblicità e poi Vittorio Veneto credo che dica il buon Pelloni. Pochi istanti di pubblicità e poi c'è il telegiornale del Veneto, tutto il riassunto e poi anche molta cronaca. A fra poco.